non era male. Però insomma siamo ripartiti dall'inno tedesco. Vabbè, un po' di tristezza c'è, indubbiamente. I casi della vita, insomma, le persone. Ragazzi, è una cosa terribile. Del genere, incredibile, che non pensi mai che la depressione o le situazioni difficili della vita possano andare in qualche modo a scalfire un personaggio che ha regalato parti soprattutto comiche, quindi sì, però sì. anche quel bellissimo film, sappiamo benissimo, no? L'attimo fuggente, insomma, poi varie cose. Si è abbronzato? Sono abbronzato perché sono stato al mare. Col direttore. Il direttore è venuto a trovarci. Sì, che dopo tra un po' siamo tutti un po' emozionati, perché io poi è la prima volta che faccio una trasmissione assieme a lui, quindi insomma non ci posso credere. Tu invece hai mortificato più volte, quindi non è quello. Sì, ma lui non mi può più vedere. Ha cercato di affogarmi anche al mare. Sì? Un aneddoto è questo. No, ma era una cosa terribile. Sì, ogni volta che andavo a fare il bagno lui cercava con un fucile subacqueo di prendermi. E c'era quella sigla, la sigla della colonna sonora esatto, c'era lo squalo che arrivava e tu non riuscivi a fare un bagno bello tranquillo perché arrivava il direttore lo squalo. Sempre, era lì. Bene. Però vabbè, insomma, siamo andati un pochino, anche tu sei un po' abbronzato però, dai. Sì, un po' abbronzato, devo dire la verità, siccome ho anticipato le vacanze, quindi sono già da 2 settimane qui, però ho sentito che a Milano, poi il nord Italia, l'Italia era disastrata, piangeva calde lacrime, eccetto al sud, forse dove eravate voi, ma io ero in Francia e devo dire la verità che mi è andata bene, ecco, da quel punto di vista. Anche da noi quindi c'erano circa 40 gradi, ecco. Insomma, quindi si stava abbastanza bene, infatti io sentivo di alluvioni. Poi però sono tornato qua stamattina, mi sono svegliato che avevo freddo. Esatto, ti ho visto ti ho lasciato con la bella camicetta di cotone, bella tranquilla, invece oggi praticamente un gilet esatto. da pesca, diciamo, giubbottino, insomma un po' più pesante e carico. Ma sì, ragazzi, fa un freddo porcello. Abbiamo Max Power, eccolo qua. Lo riprendiamo, quindi molto bene, il nostro grande tecnico, inteso non dal punto di vista della stazza, ma torna a ripetere dal punto di vista proprio tecnico, che sei veramente grande e bravo. Quindi, allora andiamo avanti, iniziamo questa serie di trasmissioni. Questa in teoria è la 7ª puntata. Quando abbiamo iniziato, possiamo considerare la prima trasmissione, della stagione 2014-2015. Esattamente, no? la prima puntata di questa stagione che ci porterà tantissime soddisfazioni a livello calcistico? Ma no, io penso a livello culinario, perché devo assaggiare vari piatti, perché se stavo a aspettare Mazzarri. Questo è già l'argomento. Ecco, io dopo voglio un po' andare a insiccare, perché so che tu e il direttore la pensate allo stesso modo, ma io la penso un po' differentemente, no? Perché difendo sempre comunque l'allenatore, finché è difendibile, chiaramente. Dopo, già un po' io l'ho difeso. Però insomma, io ho cercato, perché ti ho seguito. Ho cercato di difenderlo, ma a un certo momento ho visto Starnian Inter e ho pensato Mezzaga come siamo messi male. Però vabbè, dai, non si può dire dalla prima partita di riuscire in qualche modo a pensare di poter vedere, diciamo, un gioco di un certo livello, perché è inevitabile che sia un po' così. Però io ho visto molti passaggi a quel punto di vista, ho visto la solita lentezza al limite, è quello il discorso. Questo è. Però vabbè, gli interpreti sono un po' più tecnici. Però noi, la puntata di oggi, giusto, ne abbiamo già parlato, riguarderà questa carrellata delle 20 squadre di Serie A che faremo, diciamo, in analisi, porteremo una giusta, diciamo, scheda della squadra per squadra, con il direttore quando entrerà in campo. Assolutamente, ma poi lo diciamo, insomma, lo anticipiamo. È chiaro che noi parleremo, perché il campionato comincia fra 5 giorni, però noi parliamo ad oggi, cioè non sappiamo che cosa succederà magari stanotte. Assolutamente. Il Milan prende Falcao, Xavi Alonso, Bim Bum Bam, Pinco Pallino, l'Inter compra Messi, la Juventus compra tutto il mondo. Sì, ecco. E quindi come facciamo noi? Ecco, sigla? Sì. Ecco. Silenzio. Ecco, attenzione, silenzio, questa è la sigla per gli ospiti importanti. Esatto. No? Ecco. E speriamo che arrivino. È arrivato il direttore. Buongiorno. Che impressione parlare con una cuffia, un microfono. Ogni anno dico sempre la stessa cosa, perché vado via 2 settimane, sembra che non abbia mai parlato alla radio, e ogni volta riparlo davanti alla radio e dico: ma è la mia voce questa? Scusa, ma tu perché è la prima volta che sei in radio oggi? Oggi sì, pensa che stamattina mi hanno chiamato per andare in diretta. Ho detto: no, guardate, oggi pomeriggio sono già ospite, scusate. Scusate. Poi ho già un mio programma il pomeriggio, quella sporca Ultima Rete. Sì. Poi stasera sono anche Telomazzi, Antenna 3. Poi mi chiamano alle 2 del mattino. Persino alle 2 del mattino. Sì. Poi c'è una televisione maldiviana che vuole sapere se basta. Pensavo che avesse offerto un resort. Purtroppo no. Insomma, è ricominciato il ciclo vitale del nostro direttore Lapo De Carlo. Ciclo. Applauso. In realtà era già di grazia. In realtà era già iniziato. Io sono stato venerdì a Milano
alle 5, 5 e un quarto. Alle 8 ero già in diretta su infatti ero disperato perché non mi rendevo conto, oltretutto con Pompiglio, quindi proprio ho detto sai quando dici vabbè non soltanto torni ma addirittura ti mettiamo anche vicino le persone che proprio più no io penso che volevo invitarlo a Pompiglio una volta o l'altra. A me fa ridere Cesare. Nel frattempo devo dire che le immagini di Sky mostrano questa immagine, non so se avete visto il gatto nero il gatto nero che è rimasto a lungo inquadrato dalle telecamere spagnole, perché è stato un momento divertentissimo effettivamente. Poi il Barcellona ha vinto 3-0. Sì, ricordiamolo. Ma erano con l'Elche. Inferiorità numerica, no? Perché non ho visto. Sì, no, ha giocato alla fine. Ti piace vincere facile. Certo. Gatto nero, però insomma. Assolutamente. Questo è quello che è successo, insomma. Bene, lo sai che incominciamo a parlare delle 20 squadre di calcio, no? E quindi questa è la prima una per una. Infatti qua abbiamo proprio il materiale, andremo a leggere, poi sinceramente i compiti per le vacanze sinceramente non è che li abbiamo fatti. Sì, anche se è una tentazione che mi ha preso anche a me, grazie, perché di fatto io posso anche avere adesso l'accortezza di giudicare squadra per squadra, però ho la sensazione che i prossimi 5, 6 giorni, 7 giorni ci daranno ancora sorprese, parecchie, appunto, il mortificatore. Mi sa che dovremmo rifare un po' questo tipo di giochino. Sì, io poi vi volevo fare anche una domanda. Vedo che qua c'è il computo delle entrate e delle uscite, ma non ha un senso anche passare, diciamo, al segno più positivo di ogni squadra? Perché ho visto indubbiamente se ci fate caso, sono molto bassi le quote, non è che stiamo parlando di grandi non c'è una sola cifre. squadra, forse il Verona oggi il Verona, ma la Gazzetta dello Sport che ha fatto per esempio gli emoticon sorridenti che hanno sostituito il segno più, il segno meno, la mano indice lì, il pollice sopra, il pollice sopra. Non ce n'è una che si salvi, sono tutte mediocri le squadre, poche che magari hanno l'emoticon deludente. La maggioranza, diciamo schiacciante maggioranza, credo 18 se non 19 squadre che hanno in pratica l'emoticon medio, e quindi questo dimostra che le squadre sono ancora incomplete, almeno secondo quello che l'operazione o la valutazione che dà la Gazzetta. Io non sono del tutto d'accordo, perché penso che molte squadre si siano invece rinforzate, e molte porta un esempio, un al volo. Il Verona è appunto una di queste. Però ha cambiato tanto il Verona, sì. Il Cagliari è un'altra che si è rinforzata. Il Cesena non lo so, perché io sto parlando di squadre così almeno non parlo delle solite note. Il Cesena si è rinforzato abbastanza, ha preso dei giocatori che secondo me hanno una discreta qualità e poi sono anche già navigati nel campionato italiano, no? Quindi Lucchini, Zeduardo e quant'altro. La Lazio si è rinforzata molto rispetto allo scorso anno, ha fatto questi intelligenti. Mi piace molto la Lazio. Guarda, ti posso dire, la Roma si è rinforzata. Sì. Ma guarda, non ce ne sono squadre che mi hanno deluso particolarmente. Ci sono squadre che sono magari meno forti rispetto allo scorso anno, magari di un'incollatura, ma non vedo delle squadre deludenti. Quindi mi sembra un campionato equilibrato. Abbiamo finito le schede. Ok, passiamo a un altro argomento. Vado a fare adesso cominci. Allora, sì, perché devo prepararmi. Certo, io lavoro seriamente. Non è che pizza. C'è l'impressione vedere Gabriele qui vicino a me, perché l'ho visto in costume tutta la vacanza, lì a fare i bagni. Adesso me lo vedo quasi seriosa, no? Come è possibile? No, era lì che siccome lui è uno che si integra molto nel luogo in cui va, è uno che ama, come dire, se si parla in calabrese lui parla. C'è la gente che stava là, parlava Soverato non ce l'aveva, perché dicevo magari facevo l'imitazione di Soverato e lui diceva questa è l'imitazione di Soverato, invece tu sei il loc, è diverso, e quindi lui ha cercato subito di calarsi in realtà e ha detto allora bamba qui è proprio camaleontico. No, lui è proprio e quindi lui ha detto, cioè lui è andato al bar lì in Calabria all'Ocri e diceva allora mi fai 2 caffè per il ragazzo qui vicino, poi tranquillo, regolare. Io dicevo, dai, non esagerare con il cerca un po'. Ma scusa, se io sono di Milano e loro sono calabresi, mica colpa loro e mica colpa mia. Io parlo la lingua che conosco. Tranquillo, così lo guardavo, ero lì che sconvolto. Però diciamo tutti lo adoravano. Gli autoctoni come lo vedevano? No, bene, perché lui era talmente il dogui, era talmente anomalo che lo guardavano come ma che lingua parla questo qui, cioè non capivano neanche loro molto bene. L'accento. Come ti sei trovato in fin dei conti con il giusto feeling, oppure ti vorrei ricordare che la moglie di Gabriele, mia moglie è di lì e quindi avevi il passaporto, avevi lasciato passare. 11 anni che vado lì, quindi ma è 11 anni che io parlo così. Cioè quando arrivo, ciao Cici. Ciao. È normale. così e loro giustamente lo adoravano. Vabbè, giusto per dire. Bene. Comunque vorrei ringraziare ancora una volta i calabresi che hanno un dono di natura che io non riconoscevo.
so che molti non sono d'accordo, ma io invece la penso così, sono estremamente ospitali, cioè sono almeno 5-6 persone diverse in 5-6 posti diversi della Calabria. Ci hanno dato di tutto, cioè pasta, caffè, venite da noi, venite a vedere il nostro cortile, venite, non vi preoccupate, venite, ma veramente, ma sì, tranquilli. Però questo diciamo è un po' legato a diciamo un po' tutto il meridione, no? Dai, no, non tutto il siciliano un po' quello esiste. Invece Milano al contrario ha dimostrato di essere una città non dico ostile ma molto freddina, come hanno lamentato i turisti. In un'intervista che c'è stata recentemente, un sondaggio che hanno fatto con i turisti a Milano, visto che quest'anno Milano è una città che insomma fino alla fine del 2015 sarà particolarmente turistica. Sarebbe bene che Milano e i milanesi, che non sono i milanesi, sono pugliesi, toscani, calabresi, sono tutti, si svegliassero e cominciassero un po' a essere più aperti, più disponibili e soprattutto ragionassero sulla qualità, su quanto è importante essere a Milano e in tutta la Lombardia un po' più affabili di quanto non lo sono mai stati finora. Cioè, capisco che non è facile imparare oggi, però insomma vedere come diciamo che l'Expo non è che sia partita con il piede giusto già anni fa, ma noi guardiamo il capello, guarda come lo vedono all'estero, lo so, guarda, io poi è un'occasione. Perdone, sono andato in Francia. La Francia è il primo paese al mondo per visite in turismo, no? Ne abbiamo già parlato anche con il mortificatore, e quest'anno ho proprio avuto la certezza, ogni paese, il più piccolo sputo di paese ha l'ufficio del turismo ben segnalato, e poi un ufficio di turismo in location fantastico, con documentazione, quindi arrivi lì e sei diciamo accompagnato mano nella mano. Pensa che ci sono questi uffici turistici dove i francesi violentano la loro natura e parlano anche in inglese, penso. È incredibile. Questo non credo, però no, invece posso garantire che succede. Però è dura. Beh, sempre meglio che da noi in Italia, dove invece parliamo l'inglese, non lo sappiamo. Non parliamo l'inglese, siamo un paese turistico, non parliamo l'inglese, e in più quando arrivano gli inglesi li guardiamo anche male e parliamo l'italiano un po' più lentamente, scocciati. Questo è il nostro modo di... Sono perfettamente d'accordo. Da quel punto di vista, diciamo, siamo veramente anni luce indietro nell'accoglienza, nel modo diciamo di ricettare. Comunque andiamo avanti perché andiamo avanti. Vabbè, allora incominciamo a fare questo excursus. Partiamo proprio, utilizziamo la Gazzetta diciamo come punto di riferimento, e quindi non possiamo non partire dalla A, Atalanta. Vediamo. Allora, però ecco, forse sarebbe anche carino. Quest'uomo ride. Vabbè, però dai, questo ci sta. La prima puntata è un po' così, no? È abbastanza logica. Ho detto Vabbè, quindi vabbè, stanno ridendo da base, stanno proseguendo praticamente l'affiatamento della Locride, l'hanno trasportata a Cologno Monzese. Sì, siamo stati rapiti dal posto in cui siamo. Esatto. Allora, quindi abbiamo l'Atalanta. Non c'è una musichetta di sottofondo? Vuoi un po' troppe cose? È appena tornato anche Michael. Anche lui è un po' troppo. No, perché sentivo solo la mia voce, sai. Dai, qualsiasi. Mettine tu dentro una qualsiasi, dai. Ma questa è una musica, non la sentivi prima? C'era la musica. Ecco, adesso l'ho alzato per. Ma la sentivo anche prima? Non la sentivi tu prima? No, perché io sono mezzo sordo. Ok, io sono il più vecchio. Ti assicuro che c'era. Allora, andiamo avanti al discorso dell'Atalanta. L'Atalanta, quindi vediamo anche di contestualizzare in qualche modo la aspettativa delle varie squadre, diciamo, rispetto a quello che è stato l'anno scorso, e al tempo stesso dare una proiezione. Magari potremo anche segnarcele le squadre in qualche modo e fare una sorta di classifica e verificarla più avanti in base alle 4 aree, no? L'area che lotta chiaramente per lo scudetto, la zona che è a ridosso all'Europa League, la zona franca, che è la zona dove non si riesce a capire se riusciranno a fare quel passetto in più per andare a lottare per posizioni più importanti, o quelli che invece sono un po' avviluppati dalle come si può dire, dalle pieghe diciamo della retrocessione, e poi quelli che invece secondo me retrocedono, perché alcune sono proprio deputate. Sì, assolutamente. È matematica, perché c'è una squadretta che sinceramente dopo la guarderemo, che secondo me non ha cambiato niente ed è una tragedia, perché non può effettivamente pensare di fare una Serie A. Comunque ne vedremo, la vediamo un attimo. Cosa c'è? Chi parla? Allora, non so, il direttore è già stanco, ecco, si è seduto in questo momento. Descriviamo proprio le cose come vengono. Mi sono ricordato che devo stare in piedi per almeno altre 6 ore. Appunto, giustamente. Allora, quindi abbiamo l'Atalanta, vedendo un attimo il computo appunto a livello diciamo economico, facendo ben presente, tenendo ben presente quel discorso che riguarda ancora gli ultimi giorni di campagna acquisti, quindi questi dati possono essere in qualche modo cambiati. Abbiamo 4 milioni e mezzo di entrate e 4,7 di uscite, quindi qua molto parchi. Molto perché hanno comunque preso un paio di giocatori, quindi il Dramé e Zappacosta. Questo vedendo un attimo. Il Dramé mi piace molto. Il Dramé è molto milanese. Il Dramé è molto milanese. È il Dramé e hanno
come modulo di gioco il 4-4-1, no? E quindi diciamo che sostanzialmente l'Atalanta sembra che non abbia fatto tutto sommato quello scatto in avanti, ha dovuto solo sostituire Yepes, mi sembra di vedere. Yes. Ditemi, io dico delle cose perché poi non ho seguito più di tanto, appunto non ho fatto bene i compiti delle vacanze. Ha preso due esterni nuovi, quindi un po' più di velocità sulle fasce e una maggiore, diciamo, un miglior ricambio in difesa, anche se vedo uno Stendardo che ancora continua a giocare. No, ma il problema dell'Atalanta però fondamentalmente è se rimane o meno Cigarini, perché molto ruota intorno a lui, sia su Cigarini che su Bonaventura. Questi due qua, se restano, allora l'Atalanta secondo me fa il campionato dell'anno scorso, cioè arriva tranquilla, si salva. Non credo riesca ad andare in Europa League neanche con le migliori aspettative di questo mondo, però una salvezza tranquilla e comoda, facendo anche delle belle partite, la può fare. A me Colantuono piace, è uno di quelli che secondo me non ha santi in paradiso, è un pragmatico, non andrà mai ad allenare una grande, mentre ci vanno altri che vengono, non so, tipo quello che parla toscano, com'è che si chiama? Allegri. Quell'altro che viene da San Vincenzo. Non lo conosco. Non conosci. Conosco solo Allegri e a Livorno e basta. No, dai, scherzo. Comunque, perché Mazzari non è per noi un uomo che ispira o suscita di grande simpatia, non è certamente cambiato quest'estate, però io credo che quest'anno molti andranno dalla sua parte, perché avendo una squadra migliore non può sbagliare, speriamo, perché non può sbagliare. Uno che arriva e rimane il secondo anno nella stessa società e che ha una società rinforzata, poi ne parleremo più tanti quando arriveremo all'Inter, non può sbagliare perché i giocatori sono quelli che ha chiesto lui, perché comunque la squadra è più forte dello scorso anno e perché facendo anche un passo avanti, uno soltanto, qualche partita vinta in più, questo vuol dire che ti daranno molti tifosi che prima erano nella via di mezzo adesso si sposteranno dalla sua parte, ma è normale che sia così, anche se io penso che difficilmente cambierò idea. Il gioco è quello che è, l'uomo è quello che è e quindi difficilmente, però siccome uno ti fa una squadra non è che deve tifare l'uomo assolutamente. Vabbè, comunque sia. Aspettiamo dai, le prove più importanti. Dai. Tu ti sei fermato alla partita di Coppa riguardo a quello, giustamente. Quindi, però alla fine l'abbiamo battuto. Insomma, ci credo. Ho capito. Però, ma quelli si giocano sabato. Ma quelli lì si giocano sabato mattina con noi. Va bene. Anche con l'Apo e me. Perdono uguale. Eppure io un gol da loro l'avrei fatto fare. Lo Stjarnan. No, fallo fare. Un gol da loro. A Milano. Dai, bello, a Milano perché deve essere divertente. Io che devo dire che ho riso molto con le loro risultati. Spero che lo faccia. Qual è quello che vi è piaciuto di più? Perché io mi ricordo, allora c'era uno che riguarda la pesca, che è quello che mi ha fatto ridere di più. La pesca che segna, poi dopo fa finta di pescare, poi gli arriva in campo a distanza di 3 metri. Il cavallo mi ha fatto ridere molto. Aspetta, arriva il pesce, che quello che fa il pesce deve saltellare dritto così, che ha fatto una fatica boia a riuscire a saltellare. Poi l'hanno preso come la solita foto chiaramente del pesce fotografato immortalato e poi l'ha buttato via. E poi c'era il cavallo e poi c'era il cesso. Sì, il cesso è stato molto livello. No, sono bravi. Sono creativi. Vabbè, speriamo che comunque, di non prendere gol dallo Stjarnan. Allora, diciamo che l'Atalanta, dai, perché si dice così, Atalanta, non è Atlanta. L'Atalanta. Doveva fare corsi di milanese italiano milanese. Mannaggia, a cura di Gabriele Borzino. Comunque, l'Atalanta farà 44 punti e si salva. Quindi secondo te è nella fascia ibrida, chiamiamola così, la terza fascia. È ibridissima. La terza fascia. Ecco, ma se vende Bonaventura, secondo te si rinforza oppure non lo vuol vendere perché sa benissimo che vuole fare un campionato fotocopia dell'anno scorso? Se lo vendono sono pazzi. Esatto. No, se lo vendono in cambio di grano e allora prendono 2 lire, possono andare a prendere qualcun altro. Io continuo a pensare che comunque anche vendendo Bonaventura e Cigarini e prendendone 2 nuovi, difficilmente l'Atalanta va a lottare per retrocedere. Cioè magari farà 4-5 punti in meno, 4-5 punti in più, però Colantuono per me è una garanzia di restare in Serie A. Quindi zona ibrida, zona alta, zona bassa della zona ibrida? Se rimangono i 2, zona alta. Zona alta, come quest'anno, se no zona bassa. Perfetto, andiamo avanti, dai. Cagliari. Che fa l'Atalanta? Si salva? Arriva 14ª, ha rifatto completamente la difesa. Cos'è che è successo? Mi stavo dimenticando del direttore, andiamo avanti. Il direttore non ha anche parlato, quindi il direttore è stato poi si era addormentato. L'andazzo era questo. Allora va bene. Siccome stai leggendo oggi I nuovi amori di Valeria Marini, sì, esatto. Dillo? Ma dillo! No, esatto. Scusa, non ci posso credere. Cosa? Tu pensi veramente che io stia leggendo quello?
Tu dai retta ancora a Mortificatore? Sì, perché io ancora non lo conosco bene. No, oggi lo legge qualcun altro. Però la questione è che l'Atalanta, che ha rifatto completamente la difesa, quindi avendola rifatta con Antonio, forse lo scorso anno non è rimasto particolarmente soddisfatto del pacchetto arretrato, ma è una formazione che, proprio perché ha dei giocatori di qualità in avanti, e che tra l'altro io guardo quello che hanno, non quello che potrebbero avere, quindi non posso pensare se ci sarà o non ci sarà Bonaventura, ma questa è una squadra che va tra il 13° e il 14° posto onestamente, e salva con ampio margine. Quindi la zona bassa della zona ibrida, quindi 13°, 14°. Allora, vediamo la mia posizione, te lo dico proprio. Poi magari dopo vado avanti e dico altre tre squadre 13°, 14°. No. Il direttore è preciso. Precisissimo. Ma siccome Fulvio segna, quindi segna. Poi dopo non è che puoi dirmi 13°. Non è l'unico Fulvio che segna, o segnava almeno. Poi? Allora andiamo avanti, ok? Cagliari, questo è un argomento molto ma molto importante, perché qua abbiamo Zeman, no? Indubbiamente, quindi c'è un scompaginamento notevole a livello scomparsa la B dalla, scusate il gioco di parole, è scomparsa la B dalla siamo passati dall'Atalanta al Cagliari. Sì. A volte c'era il Bari, il Bologna, il Brescia. È vero. Guarda che è scomparsa la B dalla A, potrebbe essere un titolo. Lo faccio, adesso lo scrivo su Facebook. Va bene, scomparsa la B. Sono messo molto male perché non so cosa scrivere. C'è stato veramente proprio un senso di vuoto, proprio una cosa che proprio questa scomparsa qua mi ha lasciato un attimo in sospensione. Quindi invece è pazzesco. È importante anche perché le squadre che hanno la B sono tutte squadre praticamente importanti. Perché Brescia, Bari, Bologna sono tutte tre squadre. Non facciamo una riflessione. No, però pesante questo discorso, perché il Bologna soprattutto, che l'anno scorso tutto sommato se l'è anche tirata, perché Bologna che ha anche male la stagione in Coppa Italia, infatti. Allora, Cagliari. C'è già pubblicità? Allora, con questo ritmo riusciremo a fare 8 ore, forse tra 8 ore riusciremo a finire. Siamo solo alla seconda C. Vogliamo andare subito in pubblicità? Direttore, lo dice lei una volta tanto. Facciamo una bella cosa, visto che non avete ancora fatto la cosa più importante per una radio, che i numeri di telefono. Non soltanto, si produce e va in ascolto tutti i giorni. Allora, vorrei far notare che abbiamo un numero telefonico che è rimasto lo stesso, che è lo 02 39 65 65 65. Il nostro numero di SMS resta il 392 82 63 444. Se invece desiderate mandarci una mail, inviatela a redazione@milaninterradio.tv. E adesso andiamo pochi minuti in pubblicità. Questa è la Radio Milan-Inter. Colori diversi, stessa passione. Ora puoi sentire Milan-Inter Radio TV in tutto il mondo sul tuo computer con PC Radio. PC Radio è semplice. Basta andare sul sito www.pcradio.it. È semplice. PC Radio, la radio senza confini. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Nuovo naufragio nel canale di Sicilia, il terzo in 48 ore, almeno 6 morti. Alfano torna ad avvisare l'Unione Europea. Valentina Faraone. 6 vittime nel naufragio del peschereccio la scorsa notte, 18 ritrovate ieri su un gommone, 250 negate al largo della Libia venerdì scorso, senza contare eventuali dispersi. Non accenna a diminuire il numero delle vittime del mare in fuga dalle guerre, dalla fame e dalla povertà. 4.000 nel complesso i migranti soccorsi nel weekend nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum e altri 1.375 sono attesi nel pomeriggio a Crotone. Mercoledì vertice a Bruxelles, ma Alfano avvisa l'UE: se non prende in mano la questione adotteremo le nostre decisioni. Il Mediterraneo non sia il cimitero dell'indifferenza europea, rincara la dose il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Gozi. Frontex deve sostituire Mare Nostrum. Allerta internazionale per l'affermazione delle milizie islamiste in Siria ed Iraq. La Germania invierà armi per fermare l'avanzata dell'ISIS e il genocidio, ha detto la Merkel. Londra ha inviato intanto forze speciali a caccia dei responsabili dell'uccisione di Foley. Intanto, secondo fonti dell'intelligence italiana, sarebbero almeno 50 gli italiani che si sono uniti agli jihadisti attivi in Siria e in Iraq. Si tratta di giovani tra i 18 e i 25 anni convertiti attraverso il web. Solo il 20% di questi ragazzi è figlio di immigrati. Sarebbero stati reclutati in prevalenza al nord, tra Brescia, Bologna, Padova, ma anche a Roma e Napoli.
Si indaga nella capitale sull'efferato omicidio avvenuto ieri mattina nel quartiere Euro. Un uomo di 35 anni ha ucciso una colf ucraina decapitandola. Scoperto con il coltello in mano, è stato ucciso. Grazie a De Vincensis. Tassello dopo tassello, con il passare delle ore si ricompone il giallo dell'efferato omicidio che ieri ha scosso la tranquillità di una domenica d'agosto tra le discrete ville dell'Euro a Roma. Un incubo, hanno raccontato i testimoni, degno di un film dell'orrore. La polizia, chiamata dai vicini che hanno sentito delle urla di donna, fa irruzione nella tavernetta di una villa. Trova Federico Leonelli, 35 anni, con un coltello mannaia in mano. Ha appena massacrato e decapitato la colf 38enne della villa. È vestito come un militare, con una mascherina, alto e palestrato, brandisce il coltello minacciando gli agenti per tentare la fuga. Quando si lancia fuori lo colpiscono, morirà nel trasporto in ospedale. Sotto shock parenti e conoscenti. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo soffriva di depressione. Maneggia coltelli, aveva avvisato i proprietari della villa che l'ospitavano la colf ucraina Oksana Marsenyuk, che aspettava le ferie a settembre per tornare al suo paese e riabbracciare il marito e i 2 figli. Nel Casertano, Santa Maria Capovetera, un pregiudicato di 56 anni ha ridotto in fin di vita la moglie colpendola con una mazza da baseball. Alla Mezzia Terme, in provincia di Catanzaro, un uomo ha accoltellato al petto la moglie e poi è fuggito. La donna non è in pericolo di vita, l'uomo è ricercato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata. Il contenitore del mattino di Milan Inter si chiama Rotocalcio. Notizie dai ritiri di Milan e Inter. Ospiti, interviste ed esclusive ogni mattina su Milan Inter. Rotocalcio, il contenitore esclusivo di Milan Inter. Radio Milan Inter. Colori diversi, stessa passione.
Bene, seconda parte, seconda mezz'ora. Questi erano i Bee Gees, Ti Modern ricordi? Woman, caspita. La febbre del sabato sera. La febbre del sabato sera, sì. Saturday Night No, Fever. che poi forse questi no erano i Tavares. Ah no, questi erano i Tavares. Sì, Tavares. Però ingiustamente erano all'interno. Erano anni 70, sì, comunque erano gli anni 70. No, ma la cantavano anche loro. Anche i Bee Gees durante... Sì. Un po' da piangere, vabbè. Questi erano i Tavares, fantastico. Però era lo stesso album di Heaven Must Be Missing an Angel. Fantastico quell'album dei Tavares. Bellissimo, tutti erano bravi, erano amici, ragazzi. Ma vedo che c'è Max che ha detto giusto che Tavares, vuol dire che quel genere lì ti piace, è una cosa, sei andato a sfrucolare, come se noi nella nostra generazione 76 quella roba lì. È 76, quindi vuol dire quanto tempo prima di quando sei nato? 14 anni prima, come se io fossi andato a vedere qualcosa della fine degli anni 40. Perché io ce l'avevo. Quell'album lì ce l'avevo. Il rock and roll di Jerry Lee Lewis. C'ho ancora il 33 giri, quello originale, proprio con vinile dei Tavares. Bellissimo album quello lì. Beh, diciamo, vabbè, adesso qua stiamo parlando di calcio, dai, parliamo di calcio, altrimenti ci dilunghiamo in una maniera incredibile, fantastica. Di musica anni 70, fine anni 70, ragazzi. Senti, io vorrei andare in una piccola musica, in questa direzione, che ne abbiamo già anche parlato prima di questo, che è quella canzone di Pino D'Angio. Ah! Sai qual è Pino D'Angio, Max? Questa è l'unica canzone che ha fatto, fantastica. Che idea, no? Ma questo perché scusa? È bellissimo, canzone, fantastica. 1982 credo, con l'83 da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. Caspita, qua il mortificatore viene fuori, è ancora legato alla discoteca, alla rotonda della discoteca di Alacride. È imbranato. Gli ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Erpiotta, sì. Pensa, quello purtroppo l'ha squalificato un po' Erpiotta, che ha portato il successo di nuovo. È vero, però è vero, col pelliccione Erpiotta e gli occhialoni incredibili a specchio, no? E poi sentiamo il mortificatore. Vedi che lei non ci anche il falsetto, Quale idea? Ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro non c'è? Che idea? Quale idea? Ma tu non lo sai? Io facevo la seconda voce nei Bee Gees. Ah sì, certo. Anche erano? Nei Cugini di Campagna. Sì, era famamente Gabriel Gibb. Esatto. Gibb, no? Gabriel Gibb. Vabbè, questo tanto per dire scherzosamente. Era l'idea, che idea? Cioè, il campionato di Serie A, questa era le idee di Tavecchio per il nuovo campionato. Questo tu la vuoi contestualizzare su Tavecchio? Io dicevo in senso, diciamo, in generale, il calcio italiano. Il calcio italiano. Quindi la domanda che ci rivolgiamo a te, a chi ci ascolta, chiaramente ognuno ha la propria risposta, al direttore, è proprio questa: capire dove quest'anno, in quale direzione in teoria il calcio italiano voglia in qualche modo andare a parare, cercare quindi di migliorare, di smussare determinate situazioni, cercare di migliorare, perché è ovvio che dopo la questione sportiva, diciamo, di un mondiale allucinante, veramente brutto sotto tutti i punti di vista, chiaramente anche il fenomeno, diciamo, del calcio italiano deve cercare di intrupparsi in qualche modo, canalizzarsi in qualche modo per cercare di emergere e cercare di tornare alle posizione che più ricompete, insomma, indubbiamente, no? Quindi sentiamo prima, in attesa del direttore, sentiamo le nostre, diciamo, indicazioni a questo riguardo. Quindi mortificatore, riguardo a questo cosa dici? Io qual è la tua aspettativa? No, il calcio italiano è veramente peggio di così, non può essere conciato. La comica della nomina di Tavecchio con la regia di Lotito e Galliani è qualcosa che neanche nei paesi sottosviluppati succede, cioè queste robe, questi giochini di potere per avere in cambio chissà cosa, perché qualcosa in cambio sicuramente ci sarà, cosa che noi non sappiamo. Quindi tu hai un retropensiero riguardo a questo? Un retropensiero. Io credo che la soluzione più consona sarebbe stato un bel commissariamento in attesa di. Io non ce l'ho con Tavecchio. Ecco, ti fermo perché mi piace sapere, in attesa di, ma c'è un qualcuno che in attesa di può in qualche modo, non lo so, però sicuramente un personaggio che possa in qualche modo essere. Adesso io non ce l'ho con Tavecchio, che oltretutto è anche interista, ci mancherebbe altro. Però tu non puoi andare davanti a persone, televisioni, a fare un discorso e a dire quello lì fino a ieri mangiava le banane e oggi gioca qui. Cioè tu già in un paese civile, uno che dice una roba del genere viene accompagnato gentilmente all'uscio e non gli viene neanche più data la possibilità di rientrare. Questo è giusto, però no? Quindi Albertini era il vecchio
perché poi che lui si nasconda dietro il fatto di avere 42 anni, no, esatto, era legato importante, era legato ad Abete, per cui nessuno dei due poteva andare lì. Cioè, allora commissariamo la federazione in attesa di due che siano credibili, non dico tanto, quindi credibili. Questa è la tua, diciamo, il punto principale, diciamo, o è una sfaccettatura? No, secondo me è il punto principale. Poi magari fra 4 anni Tavecchio e Conte vinceranno la Coppa del Mondo. Andremo in Russia, si gioca in Russia il mondiale fra 4 anni, mi sembra. Sì. Allora andiamo in Russia a fare il mondiale e vinciamo il mondiale e tutti saranno sul carro di Tavecchio. Io me lo auguro, chiaramente da italiano e da tifoso della nazionale. Però non lo so. Se non c'è una programmazione, in ogni caso già la comica dei quanto prende Conte, prende 4 milioni, sì, però la federazione non li può dare. Noi siamo quel paese che chiaramente non accetta una logica, diciamo, che potrebbe essere strutturale, no? Uno dice vabbè, prendi i soldi anche dallo sponsor, accettiamolo questo concetto qua. Però noi invece siamo il paese delle contrade, siamo il paese dove frazioniamo il pensiero, le mille sfumature. Sono i soldi che non vanno bene. Van Gaal prendeva i soldi dallo sponsor, una piccola parte, ma prendeva 2 milioni di euro. Löw prende 3 milioni di euro e la metà viene pagata dallo sponsor tecnico della nazionale e nessuno ha niente da dire. Campione del mondo prende 3 milioni. Allora, è chiaro. Cosa c'è? Cosa dice? È arrabbiato? No, perché Conte, io gli ho letto molto quest'estate su Facebook. A Conte gli voglio molto bene, e nessuno mi può contestare il fatto che, pur essendo juventino, io abbia una stima infinita per Antonio Conte. Ma Antonio Conte è uno che in Europa ha preso dei calci nel sedere da chiunque, a destra e a sinistra, non è uno che ha vinto 8 è tutto sbagliato. È tutto sbagliato. Allora, vabbè, diciamo è il tutto sbagliato, nel senso che forse questa poi è la cartina tornasole di quello che noi siamo a livello di paese. Prima parlavamo di turismo, no? Sì. Parlavamo il paese più bello al mondo, con l'80% dell'arte nei nostri scrigni fantastici, musei, tutto quello che abbiamo, eppure non capiamo. E anche l'app prima ha detto giustamente l'italiano, il milanese nella fattispecie, ma l'italiano in generale non è abituato poi tutto sommato a ricevere il turista, che sia straniero, che sia anche del nord Italia, qualsiasi parte, poi eccetto delle zone felici, no? E proprio questo è il concetto. Ma questo è il concetto. Infatti, mentre Lapo parlava, io stamattina è successo un episodio, poi lo scriverò su Facebook, molto carino, con uno studente ventenne di Stoccolma che gira l'Europa suonando la chitarra. Cioè si è fatto le vacanze quest'anno girando tutta l'Europa pagandosele così. Suona nelle metropolitane con la chitarra. Oggi ha fatto Let It Be, mi sembra. Tutto molto bello, anche bravo. Ottimo. E siccome io facevo un pezzo abbastanza lungo in metropolitana, dopo la canzone è venuto lì, io gli ho dato anche 50 centesimi, perché comunque voglio dire. E lui mi ha raccontato, si è seduto. Però si è svenato. Quello c'avevo. Ma c'avevo quella moneta lì, cosa vuoi? Tanto valeva che ti facessi pagare tu a sto punto. Esatto. E poi si è seduto e abbiamo cominciato a chiacchierare e lui mi ha raccontato brevemente, 5 minuti, questa storia sua, del fatto molto carino, devo dire, e dicendomi che Milano è la città dove lui ha trovato meno accoglienza rispetto a meraviglioso. Tutto. Cioè lui è stato a Napoli, mi ha detto ho girato l'Italia, sono stato a Napoli, a Roma, sono stato a Firenze, sono stato fino a Lecce, poi sono risalito, ho fatto la Riviera Romagnola e 20 giorni che sono in Italia. Andrò poi a Venezia, andrò da quella parte di là e poi tornerò su. Vi saluterò caldamente. Esatto, e ha detto Milano è la città dove ho trovato la peggio accoglienza. È un ottimo spot per Expo questo, no? Io l'ho preso a calci, ma cosa vuol dire? Mi occupava, non riuscivo a passare. Così, non riuscivi a passare? Sì, certo. Era lì, oltretutto era anche intonato. No, gli ho detto, ma vai via, stai zitto. Era intonato. Barbone, ho anche detto così, ma sì, ma... Torna a tuo paese. Un disastro proprio, di una cattiveria mostruosa. Bisogna essere cattivi. E poi è tornato anche indietro. Cosa l'ho finito poi dopo. Senti, dovevamo arrivare al Cagliari, ma vi siete fermati? No, però noi abbiamo fatto una domanda. Aspetta, una domanda, perché prima c'era che idea di Pino D'Angiotto della cosa, dove va il calcio italiano, quindi l'aspirazione, l'aspettativa, diciamo, da parte di ognuno di noi riguardo al calcio italiano dopo il disastro dei mondiali. Faccio un pronostico. Lui parla di Tavecchio. Io faccio un pronostico facile invece, che al contrario di quello che voi tutti pensate, io penso che il calcio italiano finirà meglio di quello che voi potete immaginare. Cioè penso che nei prossimi 3 anni il calcio italiano migliorerà, non dico tantissimo, però migliorerà, e nonostante questo saremo qui a lamentarci, credo anche giustamente. Questo di sicuro. Mi spiego meglio. Noi abbiamo l'abitudine come popolo, come paese, come cultura a lamentarci, il che da un certo punto di vista potrebbe anche andare bene. A noi piace la polemica sterile,
se fossimo, che so, un paese che vive nell'agio più totale, come era l'Italia degli anni '80. Se voi andate a vedere l'Italia degli anni '80, era un'Italia che stava bene, edonista, no? Molto compiaciuta, molto superficiale. Poi negli ultimi 30 anni le cose sono cambiate profondamente, ma è rimasta questa superficialità di fondo tutt'oggi, e quindi c'è il lamento. Quindi non è il dibattito, ma il lamento. Allora, quando le cose migliorano, a furia di lamentarsi non te ne accorgi. Quando le cose peggiorano, gli italiani dicono ma di cosa ti stupisci? Ci sono quindi dei modi di poter giudicare le cose, ma evidentemente noi tra 3 anni avremo stadi che probabilmente finalmente vedranno la luce del sole. Già adesso non ce ne siamo accorti, ma a Udine stanno rifacendo lo stadio, a Cagliari finalmente siamo arrivati. Non dico che sono migliorati, non dico che è la risoluzione di tutti i problemi, ho detto che ci sono dei miglioramenti. Ci vuole anche quell'altro. Io vivo in un paese in cui mi devo accontentare, punto. Non è che non posso anche fare la battaglia contro i mulini a vento, posso dunque far notare, non lamentare. E allora mi devo accorgere che a Udine appunto stanno rifacendo una parte di stadio, e tra l'altro l'Udinese quest'anno giocherà. Marcioni è sfortunato in questo senso, insomma, uno stadio quindi con 15.000 posti. Il Cagliari finalmente vedrà una buona parte di pubblico che potrà andare al Sant'Elia. A Roma entro 3 anni si vedrà finalmente uno stadio dove si potrà andare allo stadio veramente vedendo la partita e non vedendola col binocolo. San Siro verrà adesso rimodernato, se è vero come è vero che questi fondi che vengono stanziati, che sono parecchi, anche 2,5 milioni per rifare delle cose che oggettivamente io capisco che la UEFA abbia bisogno delle cose a norma, però ho visto stadi peggiori. Però insomma, se vogliamo avere questa finale di Champions League nel 2016, alcuni lavori dovranno essere fatti. A Napoli peggio di così lo stadio non può essere. Ecco, Napoli è l'unico stadio che oggettivamente mi dà qualche preoccupazione. Non so se avete visto le foto del San Paolo, dall'altra parte invece ci sono poi non solo le infrastrutture, ma comunque delle normative che credo che verranno poi piano piano, saranno meno ingolfate, meno piene di problemi o di balzelli, che dovranno chiaramente essere scalzati, perché uno dei problemi della nostra legge è che ce ne sono troppe. Non è solo che non viene fatta rispettare, ci sono troppe leggi, e quindi quando sono troppe leggi ci sono anche troppi cavilli. Ora, il calcio anche italiano, le scappatoie automaticamente, no? Il calcio italiano, una volta che uscirà da certe secche, da certi impoverimenti, e dall'altro da certi abbarbicamenti, che saranno quelli per esempio come quello dello scorso anno, che era la legge legata al tifo, che adesso Tavecchio ha tolto male, perché l'ha comunicato male, ma di fatto si sono tolti da una secca che poteva veramente diventare pessima, anche perché con Tavecchio quale legge sul razzismo vuoi far passare, perdonami? Quale tipo di discorso vuoi fare ai tifosi? Sì, ha detto, anzi lo ha sdoganato, e quindi praticamente alla fine questo è il problema. Insomma, sono tante le cose, ma credo che miglioreranno perché non possono peggiorare. È vero che si può peggiorare sempre, però, ma io non credo che... Scusa, vanno avanti un po' di inerzia però, perché toccando il fondo qualsiasi cosa migliorativa andrà avanti. Un anno e mezzo fa, ma quale presidente straniero, quale uomo straniero, quale imprenditore straniero vorrà prendere una scuola italiana? Ma non accade mai. La Roma è stata presa dagli americani, l'Inter è stata presa da un indonesiano. Però io qua mi dissocio un attimo. Beh sì, però in realtà è collegato allo Stato italiano, alla realtà. In fin dei conti, voglio dire che per quanto siamo... è passata ai turchi, per esempio. Quindi essere depredati, quindi anche nel calcio. Essere depredati vale anche per gli inglesi, vale per tanti paesi. Sono d'accordo sul fatto che quello che dici tu abbia un senso, ma io sto parlando del fatto che da tanti anni diamo più retta alle Cassandre di quanto non diamo retta ai realisti. Ora io non dico tanto, però ogni volta che dici ma sì, ma vuoi quello lì, chi vuoi che lo venda? Ma chi vuoi che lo compri? Ma quello là, cosa vuoi che... Quindi, allora, ogni volta se do retta a tutti quelli che ogni volta, dico subito, se ogni volta do retta sempre a quelli che quelli che negano sempre, quello che ogni volta ti trascinano in questa specie di mare magnum del negatività, del pessimismo più cosmico, ma anche quelli che dicevano, faccio un esempio, Balotelli, ma chi vuoi che lo voglia Balotelli? Ma chi se lo prende? Alla fine l'ho preso. Guarin, ma chi vuoi che lo prenda? Ma magari adesso va via anche lui. Cioè, sono tante le persone che ogni volta, piuttosto che dar retta a una realtà dei fatti, preferiscono dar retta all'aspetto più nero e cupo che abbiamo dentro. Questa tua posizione a me conforta indubbiamente il discorso di essere un po' più realisti, di partire da anche dei piccoli miglioramenti, ma in qualche modo avviare una ristrutturazione del calcio italiano. Forse parlare di ristrutturazione in senso lato è un po' difficile. Siamo un paziente che non guarirà del tutto, ecco, mai. Quindi
però verrà sempre tenuto dall'ospedale lì dicendo sì, lei è guarito adesso il problema dal braccio sinistro, ora il problema ce l'ha al braccio destro, però sì, però guardi che nel frattempo il problema al rene non ce l'ha più, adesso però guardi che ha un problema alla schiena, cioè ogni volta ci saranno delle situazioni che... È un po' come la Salerno-Reggio Calabria tra Lago Negro e Lauria. Quello vuol dire sempre la stessa situazione. Esatto, però... è un problema di questo tipo. Beh, però per esempio io voglio portare il concetto per esempio dei tedeschi, perché forse l'avevo detto l'ultima puntata, no? Che quando avevano vinto i tedeschi il campionato del mondo, dei colleghi corrispondenti che lavorano con mia moglie hanno detto noi abbiamo programmato da 10 anni questo successo. Ma programmato che cosa è programmato? È programmato indubbiamente gli stadi, il soldi vivai, tutto un insieme di cose che indubbiamente è andato in quella direzione lì, no? Quindi vuol dire che se si riesce a programmare e ragionare tutti nella stessa direzione, chiaramente si può raggiungere un risultato. A me sembra che in ogni caso questo discorso non esista, diciamo, con il nostro modo, diciamo, di procedere. Assolutamente. E quindi anche se l'APO chiaramente ci ha in qualche modo confortato dal suo punto di vista per una questione, diciamo, un po' più realistica, di riuscire a fare piccolo passetto in avanti e riuscire quindi in qualche modo a migliorare. Vabbè, mi piacerebbe effettivamente ci fosse bisognerebbe andare, cioè ci vorrebbe una trasmissione solo per questa roba, solo per questa cosa qua. Vabbè, dai, andiamo avanti. Il direttore degli ospiti. Allora, parlavamo del Cagliari. Cagliari è diciamo la squadra che tutto sommato è quella che mi incuriosisce di più, perché quando c'è il fenomeno Zeman è un fenomeno. Io l'avrei tanto voluto vedere all'Inter, ti dico la verità, mi avrebbe fatto un enorme piacere vedere Zeman all'Inter. Io no, purtroppo. Io sì, invece non l'ho mai visto e non lo vedrò mai. Il Cagliari dipende un pochino, nel senso che se la squadra non è male oggettivamente, cioè sono vecchi guerrieri, alcuni navigati, comunque gente che gioca in Italia da tanti anni, tutti quanti, per cui la mia opinione è che se loro seguono Zeman, se arrivano anche davanti all'Atalanta. Cioè io ho idea che loro arrivino anche davanti all'Atalanta. Ecco, guardando questa formazione che è il solito 4-3-3 classico, no? Sì, quindi sì, lui gioca, almeno apparentemente, poi magari vengono fuori i Verratti, gli Insigne del Pescara, quei giocatori che dopo hanno fatto anche la differenza in quel Pescara che ha vinto la Serie B. Vedo che ci sono tantissimi giocatori legati cioè lui hanno venduto abbastanza e comprato abbastanza. Sì, no, si sono mossi. In questi 11 del 4-3-3 rimangono nuovi il portiere Colombi e Capuano. Il resto sono tutti giocatori, specie centrocampo. Mi sembra un centrocampo un pochettino datato, cioè De Sena, Conti e Gdal, pensando poi a quei centrocampisti che vanno avanti e indietro in quel calcio. Devi correre come un animale. Mi preoccupa un po' questa formazione. Poi probabilmente al posto di De Sena o di Gdal o di Conti magari ci saranno altri. Sì, ma poi lui metterà dei ragazzotti giovani dentro, sicuro. Ecco, lì davanti abbiamo Ibarbo, Sau e Cosu, quindi quello è chiaro che è il solito concetto dei giocatori che vanno avanti e indietro e si infilano senza dare punti di riferimento. Sì, quello è normale. È il suo modo di vedere. Va bene, insomma, si salverà, quindi diciamo che è una zona ibrida o può ambire a qualcosa di più? No, di più non ci arriva, però salvarsi sì. Okay. Per me arriva davanti all'Atalanta, te l'ho detto. Quindi. Bene, passiamo al Cesena. Al Cesena abbiamo una campagna acquisti di piccolo cabotaggio a livello di esborso. Dal punto di vista invece tecnico, come diceva prima Lapo, abbiamo invece dei giocatori interessanti, perché abbiamo le ali in porta, Lucchini che si ricompone una coppia centrale che era quella convolta della Sampdoria di qualche anno fa, Zé Edoardo sulla destra e Brienza che è un giocatore comunque di diciamo di buona categoria. Sì, Brienza ha giocato anche io mi ricordo che giocava nella Regina. Nella Regina, sì. E poi c'è Marilunga che è una di quelle promesse che sinceramente non riescono mai ad esplodere. Però Marilunga avrà 46 anni. Sì. Marilungo è un giocatore che io ricordo bene dalla Sampdoria. È un giocatore che rimarrà un discreto giocatore da Serie A. Guarda che già giocare in Serie A è già tanto. È chiaro che noi italiani ci aspettiamo di più, che arrivi il crack, che arrivi il fenomeno. Vedo più fenomeni che nascono in paesi come l'Argentina adesso, la Colombia, o arrivano dall'Olanda. In Italia sono da diversi anni che vediamo qualche giocatore che però va via. Forse dimentichiamo, perché Insigne, Verratti, Immobile sono venuti tutti da la stessa squadra, certo. Ed è per questo che gli faccio un gran tifo per Zeman, che probabilmente non è lui che ha inventato Insigne, Immobile, Verratti, ma è lui che li ha lanciati. Sì, poi a quell'età lì, a 20 anni, giocatori giovanissimi. Più che 20 anni, meno che 20 anni. Abbiamo passato un attimo, siamo passati al Cesena. Dovessi dirci del Cagliari. Cagliari arriva nono.
Quindi l'Apo ci dà delle indicazioni totalmente differenti, quindi perché lui spinge molto Zeman. No, io spingo molto. No, non ti ho mica detto primo. Però ho capito, per noi siamo andati in una fascia più bassa. 15°. No, io penso che arrivi davanti all'Atalanta, anche secondo me si salva comodo. No, io credo che la squadra non partirà benissimo, però tra alti e bassi farà un campionato che andrà in crescendo. Questa è la mia sensazione, poi magari mi posso sbagliare, però insomma mi pare che il lavoro di Zeman si vedrà nel corso dell'estate. Cioè, guardando la formazione, quello che dicevo prima, la formazione, se è quella diciamo un po' bloccata con gli interpreti dell'anno scorso, è chiaro che con Zeman questa non vanno molto avanti. Zeman ha dichiarato l'importante è difendere bene. No, sto scherzando. Soprattutto fare un gol in meno. Esatto. Quindi. Il Cesena il Cesena va in Serie B. Cesena va in Serie B, benissimo. Tanto scusatemi, io volevo essere. Sono vicino a Rossettini e Benedetti, sono vicino a loro e alle loro famiglie intanto. Con i difensori centrali di Zeman, quindi volevo salutare. Giusto. La Gazza sono vicino a loro. La Gazza riporta Capuano, ma insomma siamo lì. Vabbè, siamo da quelle parti. Cesena va in Serie B, sì, anche per me. Sì, dai. Con Brienza. Però il Cesena, devo dire, è una squadra che secondo me fino all'ultimo rimarrà. Mi dicono che poi si rinforzerà nel corso della stagione a gennaio. Però diciamo che l'arrivo di Perico, Lucchini, Brienza, Leali, sì, sono giocatori di categoria, ma sembra che effettivamente Cesena sia destinato alla Serie B. Lo vediamo anche adesso. Bene, non ci sono dei trascinatori, ecco. Spostiamoci al Grifone, Genoa 3-4-3. Il Chievo no? Non andiamo in ordine di alfabetico? Andiamo in ordine. Se andiamo al Chievo. No, perché io seguivo l'ordine alfabetico. Ma se tu vuoi andare al Grifone. No, era un ordine alfabetico, sinceramente. Allora il Chievo ce l'ha girato dall'altra parte. Lo so. Che ce l'ha girato dall'altra parte, vabbè. La trasmissione parte in questo modo. È così. Non c'è più il Chievo. Già arrivo a cazziare. Il Chievo è tra la V e la E di Empoli. Vabbè, è stranissima, un'impaginazione stranissima questa della Gazzetta, indubbiamente. Vabbè, allora il Chievo 4-3-1-2. Abbiamo sempre Corini, quindi la guida tecnica confermata. Rivoluzione. Quella rivoluzionata in tutti i 7 giocatori, quindi abbiamo Bardi, ottimo portiere, in prospettiva Biraghi, Gamberini che è comunque giocatore di esperienza, ha fatto anche nazionale, Isco che viene dal Catania, Mangani, poi Birsa e Maxi Lopez, quindi insomma indubbiamente ha dato un po' Biraghi, attenzione, non è quello dell'Inter, Biraghi che è il giocatore che viene dal Catania, ma anche perché poi fa l'esterno di sinistra, è un giocatore credo diverso. Poi hai un giocatore come appunto Mangani, ma hai Maxi Lopez, Birsa, ma soprattutto Ruben Botta, e vediamo se Schelotto riesce a fare un campionato dignitoso. Però è una squadra rivoluzionata, ha 3 ex giocatori dell'Inter, di cui almeno uno è andato in prestito, e quindi credo che sia una formazione che già col Maxi Lopez in avanti, io francamente è una squadra che ha Paloschi, Maxi Lopez e Ruben Botta, consegna ufficialmente l'11° posto. Sì, poi comunque anche si salva. Sei d'accordo? Ma stracomodo. Sì, stracomodo. 11°, guardate che avete detto 11°, che vuol dire praticamente sorpresissima del campionato. È una sorpresa, quindi segniamocela come sorpresa, indubbiamente. Sorpresa del campionato. Chievo sorpresa. Anche perché poi il Chievo ogni tanto qualche sorpresa ce l'ha data. Sempre che riesca a risolvere il problema che c'è stato tra Puggioni e Guana, perché Puggioni e Guani se la sono data di santa ragione ancora una volta. Lo scorso anno, esattamente un anno fa, i due si presero male parole anche a botte, e addirittura ebbe la peggio Puggioni perché ricevette da Guana una testata in faccia che gli ruppe il setto nasale. Questa volta sono arrivate ancora le mani e la squadra, il Chievo, sta pensando di cederli. Insomma, pesante. Il primo partire è Puggioni. Si vogliono bene comunque, sì. No? Abbastanza. Sì, bello tra compagni di squadra, è bello. Sì, è bello. Poi? E poi mi sa che dobbiamo andare in pubblicità, ancora? Giusto, Max? È incredibile, guarda, non riusciamo ad andare avanti, però stiamo procedendo velocemente. Il tempo con gli amici, incredibile. Vabbè, parleremo dell'Empoli al ritorno, pubblicità. Tra poco. Radio Milanite, colori diversi, stessa passione. Ora puoi sentire Milan Inter Radio TV in tutto il mondo sul tuo computer con PC Radio. PC Radio è semplice, basta andare sul sito www.pcradio.it. È semplice. PC Radio, la radio senza confini. Tutte le sere su Telemilano, canale 12 del digitale terrestre alle ore 22:30. Non perdete Night Match, programma calcistico ricco di approfondimenti e dibattiti legati al mondiale, al calciomercato e tante altre situazioni piacevoli e divertenti. Ricordatevi, tutte le sere alle 22:30. Non perdete Night Match.
questa è Radio Milan Inter. L'unica radio che parla di calcio senza alzare la voce. Tutti i giorni in diretta, grandi ospiti, ma soprattutto voi. Risate e informazione. Questa è Radio Milan Inter. Vi aspettiamo. Questa è Radio Milan Inter. L'unica radio che parla di calcio senza alzare la voce. Tutti i giorni in diretta, grandi ospiti, ma soprattutto voi. Risate e informazione. Questa è Radio Milan Inter. Vi aspettiamo. Eccoci allora, ritroviamo la terza parte. Ecco. Oggi è canterino, incredibile. Mi piacciono queste canzoni vecchie, anziane, mi piacciono. Belle, immortali. Fantastiche queste. Queste non muoiono mai. Queste non muoiono mai. Quindi, no. Vabbè, allora parlavamo del Chievo, l'abbiamo sdoganato. Salmo, alla faccia di? Sai, mio nipote conosce tutti questi smandrappati che fanno adesso sta musica. Scusa, una cosa velocissima, avevamo Antoniuto e salutiamo i ragazzi che ci hanno scritto, grazie Antoniuto, grazie Ghiro, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto. 392-8263-444. Perfetto. Anche a noi fa piacere leggere voi e ritrovarvi, chiaramente. Si ricomincia un altro anno. Allora andiamo avanti. L'Empoli va in Serie B, alla faccia di Laxalt, ma va in Serie B, dritto come un fuso. Secondo te, anch'io ho pensato alla Serie B, l'hai vista la coppia d'attacco? Tavano Maccarone, gente che comunque segna in Serie A tanto, voglio dire, ha segnato in Serie B, ha segnato in Serie A, un po' datati. Basta, Maccarone ha fatto 15 anni. Io me lo ricordo Maccarone perché negli anni gloriosi dell'era Mancini-Mourinho, quando giocavi col Siena c'era Maccarone che faceva dei gol pazzeschi, me lo sono andato a vedere un Inter-Siena, ce l'ho ancora qua. Ma noi abbiamo dei giocatori di riferimento da quel punto di vista. Quando l'Inter incontra certi giocatori sappiamo benissimo, tipo Denis, Meggiorini. Sì. Cioè, è tutta gente che trova la partita della vita. Poi se non segnano per 8 mesi. Ecco. Infatti, Maccarone aveva fatto ridere tutto il campionato, poi ha fatto dei gol uno pazzesco a San Siro, me lo ricordo ancora, un Inter-Siena. Ecco, vabbè, una tragedia. Comunque, con tutto il rispetto e l'amore che ho per Sarri, che è un ottimo tecnico, devo dire,
l'Empoli va in Serie B tutta la vita. Sì, perché vedendo proprio così poi c'è quel dato effettivo di poca movimentazione, totale entrate 0 milioni, totale uscite 0 milioni. Sì, quindi insomma, ma loro hanno preso un prestito di Laxalt, hanno preso Vecino, sì, insomma. Quindi insomma, e poi il sogno è Saponara, ma evidentemente, ecco, per esempio Laxalt, se va a giocare in questa squadra, effettivamente è solo per fare una giusta presenza tutto l'anno, per riuscire quindi in qualche modo a convincere, no, di essere un giocatore che può essere, diciamo, appetibile. E in questo poi ne riparleremo parlando dell'Inter più avanti, tutta questa ragnatela, diciamo, di giocatori che vengono, diciamo, posizionati nelle varie squadre perché possono un giorno in un futuro non dico tornare utile, però Laxalt non credo che possa, però comunque non si sa mai. Ma dai, ha giocato Pereira crescono di quotazione. Se gioca Pereira può giocare anch'io nell'Inter. L'ho visto l'altro giorno Pereira, l'hai visto per strada? Era nostro, non l'ha investito. San Paolo, dove che gioca adesso lì? Sì, gioca nel San Paolo. Quindi era lì che recuperava una palla sempre. Incredibile. Ma quello era però nostro. Segna. Sai che segna in Brasile? Ha già segnato 3 o 4 gol, credo. Siamo noi che ipercritici non abbiamo creduto in questo affare di Brancola nel buio. È stato uno dei migliori. Andiamo, Fiorentina. Vabbè, la Fiorentina a me piace parecchio, mi è sempre piaciuta perché mi piace Montella. La Fiorentina va in Coppa UEFA dritta come un fuso, non va in Champions perché non ha la squadra per andarci, a meno che non stiano bene Gomez e Rossi. Se stanno bene Gomez e Rossi può arrivare anche terza. A me piace, anche perché io sono convinto che una delle prime 3 dell'anno scorso, cioè Juventus, Roma e Napoli nell'ordine, una di queste 3 topperà clamorosamente l'annata. Quindi la Fiorentina è lì. È un tema importante questo. No, ma secondo me una delle 3 toppa. Poi ti dico qual è quella che toppa, però... È quella con le strisce bianche e nere. Secondo me sì, parecchio. Però la Fiorentina è tosta, insomma. Poi a me piace come gioca Montella. Non credo sia uno da grande squadra, non so come dirti. Non me lo vedo ancora pronto per la grande squadra, però le sue squadre giocano bene, non c'è niente da dire, giocano. Non trovi che Rossi e Gomez siano un grosso punto interrogativo? Quello dipende molto da loro. Quindi questo discorso qua adesso a livello proprio di campagna acquisti deve essere in qualche modo supportato. Dovrebbero prendere una prima punta o una seconda punta forte, cioè ma forte, che gli garantisca una serie di gol come li garantiscono questi due, perché finché loro sono stati bene la Fiorentina era lì, era sopra. Io sinceramente non la vedo tra le prime 3, la vedo tra le prime 5 di sicuro. Sì, perché lui indubbiamente garantisce il risultato, Montella. Lui sì. Quindi penso che sia, perché è un allenatore che effettivamente ha dato dimostrazione di mettere da un giorno all'altro e soprattutto fare delle campagne acquisti. Ecco, non vedo una campagna acquisti un po' come lo stesso livello degli anni precedenti, no? No, forse hanno risparmiato un po'. Devo dire che insomma risparmiato per modo di dire, perché poi io guardo e c'è un disavanzo di 15 milioni, cioè vuol dire che sono usciti di soldi. Non so chi abbiano preso di così. Allora hanno preso Marin, che a me piace tantissimo, che viene dal Siviglia. Poi chi è che sto guardando? C'è Brillante, che è questo ragazzo australiano, Newcastle Jazz, che è questo ragazzo australiano di cui si dice veramente molto bene. Ho fatto il viaggio di torno dalla Calabria con un amico di Firenze che lui segue proprio la Fiorentina, è sfegatato, e mi parlava benissimo di questo ragazzino su cui insomma confidano molto i dirigenti della Fiorentina. Indubbiamente hanno preso molti giocatori, da Babacar a Bernardeschi, poi appunto c'è Alonso e Bituniak dal Scibi, quindi hanno preso, secondo me, forse è questa la sorpresa, perché il disavanzo ci fa ragionare sul fatto che effettivamente hanno preso tanti giocatori di medio livello, perché loro anche l'anno scorso avevano tantissimi stranieri che hanno magari giocato poco, però su questo lui ci ha lavorato, quindi ha lavorato molto bene, quindi può darsi che venga fuori anche la sorpresa dei giocatori giusti che possono sostituire Rossi e Gomez. In questo momento qua ho paura che Rossi sia un po' in crisi. Tieni presente che Quadrado, tutti i giornali lo danno ancora ovviamente informazione, ma Quadrado è chiaramente in partenza, insomma, primo che arriva che gli offre dei soldi lo probabilmente è quello il discorso, no? Che quindi il disavanzo verrà riempito abbondantemente nella maniera più totale. Sì, perché Quadrado 40 milioni 40 milioni li prendono, 35-40, ma li prendono. Quindi Fiorentina comunque attestata sempre nel livello a ridosso, cioè zona Europa League. Sì, zona Europa League, diciamo, dai, con un occhiettino sulla Champions e dovessero andare bene quei due davanti e stare bene per tutto l'anno, che non è facile.
Perfetto, andiamo avanti. Genoa. Abbiamo il Grifone che prima avevamo appunto accennato, andiamo velocissimamente. Abbiamo Rincon, Rosi, Perotti e Matri, quindi Matri in realtà era già rientrato come giocatore. No, già rientrato, è stato il primo acquisto praticamente del Genoa già a luglio, e un'entrata di 18,3 e un'uscita di 8,15, quindi qua vuol dire che qua qualcuno ha fatto cassa, ma ha cambiato 4 giocatori, preso dei giocatori a me non convince. Io credo che farà un campionato come l'anno scorso, ibrido, zona ibrida tendente al basso. Sì, zona ibrida tendente, cioè non è una squadra che mi dà delle garanzie, soprattutto in difesa non mi convince. Poi aveva rischiato l'anno scorso, ti ricordi, è stato un periodo che ha rischiato di brutto verso la fine, stava quasi. Poi quello che salva il Genoa secondo me per assurdo, e lo dico da non estimatore, è Gasperini, perché lui gli sta bene, e quindi quando tu hai un allenatore che sta bene in una piazza può far rendere i giocatori molto di più rispetto a quello che sono in realtà con un altro allenatore. Mi spiego meglio. Ricordo Mazzarri alla Regina, tanto per non fare nomi, era una piazza che lo adorava, lui aveva un rapporto quasi morboso e carnale con questa società e riuscì con una penalizzazione di 15 punti a salvarsi, facendo una roba quella Natale è stata fantastica. Non so se avete detto che c'è la presentazione, la conferenza stampa della presentazione di Medel, che già parla un perfetto italiano. Non so se avete sentito. Perché è brutto, Beh, bello non era anche prima, non è che ti potevi aspettare Brad Pitt, non so, perché viene pagato per questo motivo, no? No, non lo so, però sai, l'Inter quest'anno Osvaldo per fare l'immagine dell'Inter. Li ha presi tutti bellini, capito? Beh, ma io questo volevo, almeno questo volevo. Credo che una squadra che deve ripartire dalla personalità, dal carattere, debba avere più Medel, magari anche con piedi buoni. Medel è un giocatore che ha una via di mezzo, perché è uno veramente robusto, forte, tecnicamente discreto, e che quindi va incontro un po' a quelle che sono le necessità di Mazzarri. Direi che è il giocatore da Mazzarri, quindi questo un po'. Fammi sentire un attimo la sua voce, giusto per capire. Fuera mi futuro que no me lo dijera durante el Mundial porque está en concentración plena en la selección. Y bueno, espero ser un aporte para la institución, para mis compañeros y poder lograr grandes cosas junto a ellos. Ecco, questo dunque era la voce, perché poi è sempre interessante. Zanetti, Cambiasso, sì, perché sono tutti li uguali. vedi in campo che sono praticamente delle belve. Poi hanno questa voce in cui così, ci riconosci. Celestiale, spagnoleggiante celestiale. Niente, speriamo così di vincere. Sta sudando sì, come l'ira di Dio. Come un cinghiale. Non è abituato a questa. Portatemi un asciugamano 3 metri per terra. L'hanno lasciato anche solo. Guarda, Milan ci sarebbe lì Galliani che lo abbraccia. Qui all'Inter l'hanno lasciato solo. Con una bottiglia d'acqua lì da solo, come una carogna messo lì. Messo lì come una carogna. L'hanno lasciato lì. Che non parla neanche italiano. Il piccolo Medel. Vabbè, ma adesso stavate parlando secondo me se lo fanno arrivare li morde adesso. Sì, è vero, no, basta che c'è Medel, scusa, c'è come si chiama? Suarez, che adesso c'è anche lo psicologo che lo segue per non mordere più. Ecco. Sì. Scusate, l'altro giorno c'è stato il sondaggio della Gazzetta e diceva meglio tenere Suarez o prendere Balotelli. Abbiamo fatto sondaggio della Gazzetta, appena ufficializzato Balotelli come sì, è abbastanza agghiacciante. Andiamo avanti. Va bene, allora senti, noi siamo andati avanti, però ci dovresti dare qualche piccola indicazione riguardo, per esempio, dal tuo punto di vista sul Chievo, giusto? Allora, prima Empoli in B e Fiorentina. Empoli in B, anche noi. Fiorentina lui quinto dice posto. Terzo e io quinto. Quinto anch'io. Sì, quindi quinto posto per la Fiorentina, non fosse altro per il fatto che le condizioni di Pipito Rossi sono sempre un po' precarie. Che la campagna acquisti pensavo fosse un po' più importante, invece al contrario è rimasta subasanta e quindi non mi pare di aver visto dei grandi miglioramenti. In realtà c'è una vera e propria sorpresa ed è un giocatore che a me piace molto, quindi questo per qualche ascoltatore sarà motivo per cui la Fiorentina può arrivare anche ottava, ma insomma è Marin. Che a me piace Marin, che è un bel trequartista, un bel giocatore che può fare anche la seconda punta, è uno che sembrava dovesse spaccare il mondo, in realtà si è un po' perso, però Marin è oggettivamente una sorpresa e se trova posto nella Fiorentina, magari al posto di Pepito Rossi qualora fosse infortunato, potrebbe insomma portare in alto questa squadra. Io dico quinto posto, ma perché voglio essere buono, nel senso buono con l'Inter, perché voglio pensare che l'Inter almeno al quarto arrivi, per non dire addirittura al terzo, ma voglio dire come. Quindi abbiamo visto che il disavanzo in attesa della vendita di Quadrado è notevole in senso negativo, perché ma Quadrado non se ne andrà più via a sto punto. Dici? No, non va più via.
mancano 5 giorni per un discorso anche proprio di venderlo nel migliore dei però modi. Se non vendi Quadrado bisogna capire che motivazioni ha questo giocatore, anche questo è importante. Poi, l'anno scorso c'era la Coppa del Mondo, c'erano tante cose che... E già non ha fatto una delle stagioni più belle l'anno scorso Quadrado? Quadrado ha tenuto la Fiorentina da solo per molte partite. Sono delle partite però non sono state delle partite. L'anno precedente secondo me era stato più... Può darsi, però per me rimane un fenomeno. Per me rimane uno dei giocatori più forti al mondo, detto proprio in assoluto. Dai primi 10-12 giocatori al mondo. E non so come mai non abbiano voluto spendere dei soldi, dei gran soldi per lui. Perché per me rimane un giocatore di livello. Ripeto, magari se vuoi solo pensarla, per me quando vedo soldi 30-40 milioni che sono stati spesi quest'anno da squadre europee che possono permettersi questa cifra, poi insomma, io non so cosa spiegarmi. Già devo dire che è incredibile vedere Falcao, che forse davvero arriverà in Italia addirittura in prestito alla Juventus o al Milan. È incredibile che questo giocatore arrivi in Italia dopo che è andato questa stagione al Monaco. Dobbiamo forse ringraziare, uso le virgolette, la ex moglie del presidente del Monaco, che ha dissanguato il presidente con 30 miliardi che gli ha sottratto nella causa di divorzio. 30. Gli ha dato una mazzata mica da Ridon. Quando dicono gli alimenti io non capirò mai come ragionano certi giudici, sai, deve pensare ai figli. 30 miliardi. Scusa, sono alimenti. Gli alimenti, io dico va bene, gli alimenti capisco, perché i figli devono tenere lo stesso tenore di vita. Sì, ma 30 miliardi, se no, uno se li lavora, se li suda tutta la vita. Uno arriva, se lo sposa, lo pianta e si becca anche i suoi soldi. È una cosa che della legge non ho mai capito. Però, e forse anche questo è il motivo per cui non mi sono mai sposato, perché non vorrei che si prendesse tutti i miei soldi. Lei lo ha piantato. Sto scherzando, più facile che prendo io i suoi, guarda. Però lei lo ha lasciato perché lui l'ha tradita. Scusami, c'è un'altra dichiarazione che poi sentiremo di Mirko Vucinic, che ha detto che la più grande delusione della sua carriera è stata quella di non essere passato all'Inter. Uno dice parole dolci di miele per l'Inter. No, perché dice preferisco non dire niente sull'Inter perché, come dire, su quello che mi hanno fatto. Di noi sparano proprio una ha ragione, però scusa, l'Inter all'epoca non si comportò dal suo punto di vista molto bene. Assolutamente. Che possiamo dire. Si era rotto, che vuole. Infatti ha giocato tantissimo. Ma non è per questo stendito stava prendendo, adesso non fare il Gnorri, non stava prendendo. Gnorri, ha fatto bene a non prenderlo. Ha fatto bene a non prenderlo, un altro discorso. Sto dicendo, dal suo punto di vista Al che? No, non mi ricordo, Al Jazeera. Al Jazeera è andato a giocare. Stai lì, è andato a svernare. Sei rimasto male, su quelle cose che mi spiacciono, però. Andiamo avanti. 4-5 milioni. Comunque Fiorentina quinta. Genoa. Allo Genoa l'abbiamo già battezzato per me, una zona ibrida bassa. Per me Genoa 14esimo, 15esimo. È quella zona lì. Ho detto esatto. Ho santificato. Bene, abbiamo adesso i fuochi d'artificio: Inter, Juventus, Lazio, Milan e Napoli. In seguito, dai, così acceleriamo anche Inter, colpo di scena, attenzione, dico quarta per l'Inter. La musichetta, sì, a meno che non arrivi veramente un coup de théâtre da parte di Toir ed arrivi veramente Lavezzi. Se arriva Lavezzi, e per Mazzarri sono guai, nel senso che se non arriva terzo è un fallimento totale. Voi aspettate questo, giustamente. Venga Lavezzi. Ci sono allenatori, è al secondo anno, gli hai fatto la squadra, gli hanno preso tutti i giocatori possibili e immaginabili che lui voleva. Hai preso praticamente tutti i titolari, non hai preso 6 giocatori qualunque, ne hai presi 6 e tutti i titolari potenziali. Ma non scherziamo, a 0 soldi praticamente, tranne appunto Lavezzi, che però arriverebbe dopo la cessione di Guarin, il prestito di Lavezzi, di Alvarez, che tra l'altro tutti a dire Lavezzi è scarso, chi lo vuole anche se in prestito? Simeone. È così scarso che lo vogliono Klopp da una parte e Simeone dall'altra. Questi sono i due terzi che bisogna seguire benissimo per il tipo di calcio che riescono ad attuare in questo periodo, perché Simeone poi non ne parliamo. Beh, insomma, guardando però di quarta e ho detto quarta l'Inter adesso, terza con Lavezzi. Una buona indicazione, una buona speranza. Beh, dimmi Borzil? No, io vorrei tanto terza o seconda. In realtà penso che arriveremo quinti, perché già tu hai detto quinto. Esatto. Quinti perché se il gioco resta quello lì che ho visto, se le idee tattiche sono quelle lì che ho visto, però non possiamo prendere l'esempio di una partita. Ma non è una partita, è la stessa cosa. Allora, tu devi tenere presente una cosa. L'anno prossimo tu hai Kovacic e Hernanes, due mezzali fantastiche, sì. Da grande squadra, perché non mi dite che non lo sono. Tu questi due insieme non li vedrai mai. Perché no? Non li vedrai mai perché il gioco di Mazzarri non prevede questo.
Oltretutto giochi continuamente a 3 dietro, io lo continuo a dire, lo dico da 150 anni. Allora, o fai a 4, no, però se tu ti anche metti a 3 difensione. dietro, tu hai un difensore, quello sinistro Dodò, che è bravo a salire, ma non difende un granché. Quello di destra, Jonathan, non sa neanche che cos'è una diagonale, ma neanche se tu gliela fai vedere su lì uno dei due quadrato. salta. E chi salta? No, e chi metti? D'Ambrosio? Sarà sempre una difesa a 3 che diventa camuffata a 4. Allora, io ti dico che arriviamo quinto con dispiacere. Perché la cavalcata delle Valchirie avete messo... lo vedeva. No, pensavo che generalmente questa musica viene messa quando c'è. Poi hai davanti uno mezzo bollito, Palacio, che io gli voglio un bene dell'anima. Fino in fondo. È già bollito, non ha ancora iniziato. Esatto, è già bollito, è già fatto male. Però io gli voglio bene. Sei passato da Francesco al mortificatore, aspettati il contrario. Si chiama mortificatore. Questo di sicuro. Il mortificatore. Hai due grandi giocatori. Uno è Kovacic. Tu hai due giocatori da grande squadra. Uno è Icardi e uno è Kovacic. Ok. Questi due devono giocare a prescindere. Posso farti una domanda? Hanno già dimostrato di essere questi grandi giocatori. Icardi sì. Io vorrei fare attenzione su questo Icardi fatto. sì. Allora, Icardi quando arriva la palla in aria, indubbiamente la mette dentro, è mostruoso. Però è un giocatore che per esempio partecipa zero alla manovra. Ma lui non è un centravanti. Noi sappiamo. Ma lui non è Balotelli. Lui è uno che devi dargli la palla in area. Allora, però ricordiamoci che nel computo di una squadra di calcio, che la difesa inizia con l'attaccante che rientra, noi vediamo già un giocatore di questo tipo qua che rimane fermo lì. E non è Ibrahimovic. State fossilizzando troppo sull'Inter. Vabbè, andiamo avanti. Basta, andiamo avanti. Terza Hai preso Vidic, cosa mette a giocare a te? Andiamo avanti. Comunque, volevo dire, terza posizione. Anche con la Vezzi alla grande. Forse quarto. E poi comunque quindi abbiamo quinto anche... lui, quarto io, terzo tu? Terzo. E allora quarto per forza, perché se uno dice quinto, l'altro dice terzo, io dico quarto e quarto. Senti, però volevo anche no, non so che la media è quella, oltretutto io sono anche il direttore, per cui quarto per forza. Assolutamente. Capisco. Quarto perché, come ti dicevo, una delle tre davanti l'anno scorso salta, quindi arriverà quarta. Lui ha la teoria, giustamente, è vero. La media. Scusa un attimo, però tornando sulla campagna acquisti dell'Inter, gli diamo comunque un buon 8, diciamo, come campagna acquisti o no? Caspita, in generale? anche 9. Sì, non c'è dubbio, è un'ottima campagna. Io sono il primo a dirlo. Quindi. Bene, Juventus, questa è la seconda. Quella zoppicante. Brava, forte, fortissima. Seconda. Ma non è una questione di giocatori, la Juventus è anche migliorata secondo me dal punto di vista qualitativo. Ma è una squadra che ha perso Conte, punto. E ha preso Allegri. Non c'è da spararsi. Il che è un ottimo allenatore, ma è un nuovo allenatore, punto primo. Garcia è invece un allenatore che è al secondo anno alla Roma, che non ha perso nulla, anzi ha migliorato ulteriormente la squadra, pur con qualche riserva sull'eventuale cessione di destro, se mai ci sarà, e che insomma Allegri arriva, e quello che non ha rispetto a Conte è una cosa che noi tutti abbiamo tributato alla Juventus dell'allenatore salentino, cioè ha intensità. Conte dà intensità alla manovra, dà intensità alla squadra, la tiene sempre in pugno. Sì, è vero, la Juventus non verrà peggiorata di molto da Allegri. Tutti diranno: avete visto? Con Allegri la Juventus, invece Conte al contrario, era ora che andasse via, perché dopo un po' di anni, qualche juventino si convincerà che dopo un po' di anni è normale ed è giusto che uno se ne vada, perché così la squadra sente meno la morsa, perché il quarto anno non avrebbe fatto così bene. Invece non è così, perché è un allenatore che infatti non aveva chiesto di tenere la testa rosa, ma di cambiarla, di rivoluzionarla radicalmente. Siccome questo non è avvenuto che ci sono stati dei miglioramenti, dei perfezionamenti, quindi uno dice vabbè, la Juventus si è comportata più che dignitosamente, infatti rimarrà seconda. Seconda non vuol dire che seconda vuol dire che arriva tipo a 4 punti dalla Roma. Protagonista fino in fondo, ma farà meglio di Conte in Champions League, non ci vuole molto, e arriverà ai quarti? Ai quarti. Già un bel risultato. È un bel risultato. Per non dire semifinale, attenzione, quarti, semifinale per la Juventus in Champions League, chi lo sa se non vince anche la Coppa Italia, seconda in campionato. E poi dovremo decidere se è o non è stato una bella stagione o no per Allegri, perché come sapete alla Juventus se non vinci ti fucilano, e quindi bisognerà vedere. E quello dopo si vedrà. Comunque il momento, diciamo, della Juventus, scusami, terzo o quarto. Sì. Io dico, sono d'accordo con Lapo, perché forse andare a vincere è ancora un po' difficile, però secondo me è terzo o quarto. Una cosa interessante però da notare, che mi sembra di vedere la situazione post Sacchi inizio Capello del Milan, vi ricordate? No, ma Capello ha un'altra, cioè non puoi paragonarmi, No, ma io non voglio paragonare, sto solo dicendo che in quel momento storico la squadra sembrava cotta, giusto? Perché Conte perché se ne va via? Perché la squadra cotta, l'ha detto anche Lapo, cambia i giocatori perché non gli era andata questa possibilità, e hanno preso un pragmatico. E Capello all'epoca era un pragmatico che aveva fatto il doppio centrale davanti alla difesa, giusto? Però quindi c'è una differenza. C'è una differenza di manico.
non dico però tra Capello e Allegri, io dico proprio tra Allegri e Conte. Conte è il Sacchi della situazione che cuoce la squadra, ma in realtà la squadra ancora esiste. Fulvio, mancano 5 minuti alla pubblicità e tu non hai ancora fatto una cosa che è gravissima. Sì. Cosa non hai ancora fatto? Non lo so, guardate se c'era qualche messaggio. Non hai letto? Letto messaggio, ecco, quindi abbiamo letti prima, No. Ne mancano altri, cioè non è che le leggi una volta e leggi tutta la trasmissione. Allora, io vi devo riportare un po' all'ordine. Non è che la prima trasmissione. Siamo un po' così. Visto che tra poco questa trasmissione finirà in un'altra fascia oraria. Sì? Lo ricordiamo perché a partire probabilmente già dalla prossima settimana, dalle 12 alle 13, non soltanto più su Radio Milano Inter, ma anche su Tele Milano, canale 12, e quindi praticamente vuol dire che sarete visibili a tutti. Vi chiederei di avere un certo tipo di abbigliamento, un dress code più adatto, giacca e cravatta, ma a te non piace la mia giacca e possibilmente mantenere la bronzatura che avete adesso. Ecco, questo è un po' difficile. E poi fate bene la lampada, non ho capito, siete uomini di spettacolo, non è che dovete fare. Ecco. E poi anche mantenere anche un certo tipo di tenore, leggere i messaggi, invitare ospiti importanti, come cambieremo oggi. Da così. Come oggi. Oggi abbiamo invitato. Cambieremo da Ci così. sono messaggi ancora? Così, esatto. Ci sono messaggi ancora? Messaggi perché tu li hai già letti. No, infatti, sì, perché questo ti fa ridere. Mortificatore, non dire minchiate. Così. Kovacic è scarso, non ha cultura. No. Così non ha cultura. Non so, vediamo, non c'è neanche. Che è una battuta. Anche già il fatto di dire che Kovacic è scarso è una battuta, evidentemente, perché le cose sono molto semplici nel calcio su certi giocatori. Se uno dice che Kovacic è scarso, evidentemente non ha diritto neanche a parlare di calcio, cioè proprio non può parlare. Dall'altra parte, se invece fa la battuta, non ha cultura, dobbiamo capirla, per cui deve spiegarsi meglio. Tutto qui. Qua abbiamo 30 miliardi, sono 60.000 miliardi di vecchie lire, perché ci sono anche i contabili, no? Ma è vero, ha portato via tutto quanto. Infatti non è un caso che il presidente del Monaco, che è questo magnate russo, abbia detto che adesso bisogna tenere d'occhio il fair play finanziario. Sì, adesso lo dice. Adesso. Devi tenere d'occhio il fair play finanziario e la moglie. La ex moglie. Poi abbiamo invece sempre Roberto che ci dice: sono contro il detto meno punte più punti, forgiato da Ruiu e approvato da una immensa maggioranza di gente. Botta può fare bene. Non so se non mi pare che Ruiu abbia detto una cosa del genere. Può darsi che l'abbia detto contestualizzato in un momento del Milan particolare, ma di certo non l'ha detto in assoluto. Si adegua, questo lo so perché situazioni. Parlandoci spesso non mi risulta che abbia detto una cosa del genere. Mentre invece Botta può fare bene perché è bravo. Bene? Sì. Ok, andiamo avanti, dai, velocissimo. Prima della pubblicità, perché dopo le ultime cartucce, dai, velocissimamente. Allora, dai, abbiamo la Juventus, abbiamo quindi parlato, andiamo alla Lazio. Non senti che ha cambiato a Lazio. Quando parte la base con l'Aquilotto, devi farlo sentire. A proposito, è mancato il cantautore che ha scritto, credo, questo testo. Infatti è morto? Sì, è mancato, l'ho mandato come notizia incredibile, perché non lo conoscevo, però era quello punto di riferimento, e hanno messo la bella fascetta di lutto. La Lazio che ha fatto una bella formazione, perché ha fatto una bella campagna acquisti, intelligente e saggia, non è da Lotito, uno potrebbe dire, visto che se uno lo detesta. In effetti il vero e proprio direttore responsabile e eminenza di questo calcio, che è Lotito, è riuscito insieme a Tare, dopo la vicenda per me abbastanza risibile di Astori, che ha suscitato uno scandalo indicibile soltanto perché hanno perso un giocatore normale, insomma un buon giocatore ma nulla di più, per poi prenderne uno molto più forte secondo me, che è De Vrij. Ma insomma il Lazio ha preso De Vrij, ha preso Basta, ha preso Parolo, ha preso Djordjevic in attacco. Ma cosa vuoi di più? Cioè io francamente capisco che la sorpresa. Io conosco Djordjevic di Armani Jeans, io conosco giocatore di Tressere, anzi no, cos'era, di Philips quando giocava nella Milano, però Djordjevic è anche un signor attaccante. Tanto Djordjevic, l'ex gestista, ha litigato con un suo giocatore, sono arrivati alle mani e verrà ceduto il giocatore. Anche lui. Perché Djordjevic ha avuto questa discussione giusto ieri o 2 giorni fa con il suo giocatore. Comunque la Lazio arriva sesta, non di più? No. Possiamo anche ambire sesta la Lazio, no? Bella sesta la Lazio, però giocando sulla fine in fondo con Milan. Niente Europa League. Milan che per me arriverà un passino avanti del Milan. Scusami, la Lazio arriva dopo il Milan. Dopo? Il Milan arriva prima della Lazio, perché il Milan, ripeto, ha una formazione che in questi giorni dovremo cambiare idea per evidenti motivi. Insomma, siamo in zona Galliani, venduto Balotelli, la squadra è più coesa e adesso il Milan si fa due acquisti, per non dire 3, e che rivoluzionano concettualmente la squadra, per cui dovremo cambiare tutti opinione, tifosi del Milan compresi.
Bene, allora parliamo appunto del Milan, no? Giusto? Quindi Sì. Diego Lopez ha preso un portiere, diciamo, abbastanza affidabile, secondo voi? Sì. Beh, sì. Moltiplicatore. Allora, sì. Non è un fenomeno, ma è Non un è un fenomeno. Arrivare a dire che è il miglior portiere d'Europa, come ha detto Galliani, scusa, tra l'altro quindi... la cosa che mi ha fatto sorridere è che tra il disinvoltura, cioè diciamo tra il silenzio generale, cioè non è che la gente ha detto ma forse non è così. L'ha detto Diego Lopez, addirittura Buffon ha detto ha ragione Galliani a parlare così. Allora dici No, ma l'ha scritto anche dietro la maglietta. Il portiere migliore d'Europa. Ma io capisco che ognuno debba spolverare la propria cristalleria, la propria argenteria in casa, però insomma, cosa si fa per un abbonamento? Adesso va bene tutto, però ogni volta che arriva un giocatore al Milan, Galliani non può ogni volta dirci e arriva Honda, è il miglior giapponese della storia del calcio. E arriva Ronaldinho, è il brasiliano più forte. Il discorso, vendono bene la loro match. Cioè, i tifosi del Milan, ma non perché, lo dico perché i tifosi del Milan cominciano ad annoiarsi. Cioè, lo dica in un momento storico diverso, perché sennò veramente sembra quasi che le prenda in giro. Ma infatti l'intelligenza del tifoso viene messa a dura prova. Lo dico proprio perché i tifosi del Milan lamentano questo. Cioè, adesso basta. Va bene, la squadra più dorata, va bene, la squadra più punti, quello che vuoi. In Champions League siamo i numeri 1. Prendiamo un giocatore, però dopo un po' diventa francamente stucchevole. Bene, chiudiamo sul Milan con il nostro invito musicale. Sì. La canzoncina. Arriva quinto il Milan. Anche secondo me non mi stupirei se arrivasse leggermente davanti all'Inter, se la gioca. Se per caso prende Cerci e se ne prende uno forte davanti, e io soprattutto credo in quest'uomo qua, questo ragazzotto qua che vi allena. Pippo. Cos'è questa serenata che stiamo dedicato al Milan? Perché? Io non vinco mai. Ma no, perché siete proprio delle cose. Vabbè, avete messo per speranza. l'Inter l'anno scorso, lo fate per il Milan quest'anno. Ogni anno era sempre la stessa Ma canzone. perché non Riccardo cambiate del mai? Turco. Riccardo del Turco. Devo sentire questa trasmissione per siamo vedere. vintage. Quindi... Molto vintage. L'anno scorso l'Inter non ha vintage e quest'anno pensate che non vintage neanche il Milan. Neanche quest'anno. Va bene, allora andiamo in pubblicità, facciamo così, torniamo con voi tra pochi istanti qui a Radio Milan Inter per parlare ancora delle pagelle delle altre squadre del campionato di Serie A. Radio Milan Inter. Radio Milan Inter. Radio Milan Inter. Colori diversi. Stessa passione. Ora puoi sentire Milan Inter Radio TV in tutto il mondo sul tuo computer con PC Radio. PC Radio è semplice, basta andare sul sito www.pcradio.it. È semplice. PC Radio, la radio senza confini. Tutte le sere su Telemilano, canale 12 del digitale terrestre alle ore 22:30. Non perdete Night Match, programma calcistico ricco di approfondimenti e dibattiti legati al mondiale, al calciomercato e tante altre situazioni piacevoli e divertenti. Ricordatevi, tutte le sere alle 22:30. Non perdete Night Match. Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La Siria è pronta a collaborare anche con gli Stati Uniti contro i terroristi dell'ISIS. È l'annuncio di Damasco, mentre nel paese sono in missione truppe speciali inglesi a caccia del boia di James Foley. Liberato invece con la mediazione del Qatar un altro reporter americano, Peter Theocurtis. Continuano le ricerche nel canale di Sicilia dopo il ritrovamento di 6 corpi senza vita nel naufragio di un peschereccio carico di immigrati. 4.000 i migranti soccorsi nel fine settimana nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. Domani a Roma riunione tecnica tra autorità italiane e rappresentanti di Frontex e della Commissione europea. Oggi gli esami balistici e l'autopsia sul corpo della colf ucraina Oksana Marceniuk, 38 anni, decapitata ieri a Roma in una villetta in zona euro. Il suo assassino, un italiano di 35 anni, è stato ucciso dalla polizia mentre tentava la fuga con la propria auto. Profonda commozione stamani ai funerali della dodicenne uccisa venerdì scorso dal padre nella loro casa a San Giovanni la Punta nel Catanese. Nell'omelia il parroco della chiesa madre ha pregato anche per Marica, sorella 14enne della vittima, anche lei accoltellata dal genitore e ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Nessuna sanzione per Carlo Tavecchio. Il procuratore federale Stefano Palazzi archivia l'indagine sul neopresidente della FIGC per la frase a sfondo razzista pronunciata il 25 luglio. Secondo la procura non sono emersi elementi disciplinari a suo carico. Ed è tutto per adesso, grazie dell'attenzione, a risentirci più tardi. Il contenitore del mattino di Milan Inter si chiama Rotocalcio. Notizie dai ritiri di Milan e Inter. Ospiti, interviste ed esclusive ogni mattina su Milan Inter. Rotocalcio, il contenitore esclusivo di Milan Inter. Radio Milan Inter. Colori diversi,
stessa passione. Vorrei sembrare per te un bambino e camminare con te per mano. Vorrei sedere dietro quel banco e tu maestra mi parlerai. Insegna pure come si deve una donna amare. Regina tu comanda pure, c'è già la musica per sognare. Sciolgo le trecce e i cavalli corrono e le tue gambe eleganti ballano. Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle, l'alba dissolve il tramonto, io non completo il mio canto e canto te. Intono musica, canti e poemi, mentre tu balli ti sciogli di più, l'acqua si beve per dissetare, mentre ti guardo muoio per te, nella tua pelle migliaia di stelle, lo spazio cosmico è ancora di più, dammi la vita, dammi l'amore, riprova ancora e non ti fermare. Sciolgo le trecce e i cavalli corrono e le tue gambe eleganti ballano. Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle, l'alba dissolve il tramonto, io non completo il mio canto e canto te. Bene, abbiamo qua la Dependance del Festival di Sanremo con il Mortificatore in questa nuova versione che mi è nuova. Questo è Umberto Balsamo. Umberto Balsamo, caspita, lo sappiamo. Insomma. Sciolgo le trecce cavalli. Erano le vecchie hit del 1982. No, 80, questa era prima. 79-80. Sì, questa era prima. Sciolgo le trecce cavalli, corrono le tue gambe le tue gambe eleganti ballano. Ballano. Quindi questo potrebbe essere anche un discorso tipo Balotelli, no? Esatto. Sciolgo le trecce e i capelli e poi le tue gambe ballano, come per dire dati da fare, perché parlavamo prima con quegli amici di Milan Town che verranno dopo, cioè anche Rai è un po' incavolato. Insomma, vabbè. Comunque allora io dico il Milan avevamo su livello, per me è lo stesso livello dell'Inter, io credo molto in Pippo, quindi vabbè, Napoli, dai, quindi Napoli. Una quarta posizione, sì, un Milan siamo lì, insomma, non la vedo tanto lontano da noi, dall'Inter in generale, no. Allora, ci mancano 6 squadre. Ci mancano un po' di squadrette. Napoli. Allora, il Napoli secondo me invece è quella delle tre davanti che topperà di più. Allora, abbiamo entrate 14,3 milioni, uscite 11,5. Cioè, uguale. Non mi convince, non mi ha convinto. L'anno scorso è arrivato in Champions per una serie di circostanze abbastanza fortuite e soprattutto perché la Fiorentina ha giocato 3 quarti di campionato senza Gomez e Rossi, se no arrivava davanti. Il Napoli non mi convince, a me piace Benitez, ma la squadra no, proprio per niente. Credo abbia 2 buoni giocatori, uno è Mertens che è un fenomeno, Higuain va bene in Italia, è un ottimo giocatore, ai mondiali mi ha parecchio deluso, Callejon non è male, Hamsik insomma ormai è anni che è standard. Però vedo 2 cose: uno, il riutilizzo dopo l'infortunio di Zuniga sulla fascia destra, ha 400 anni, e Hamsik che viene un po' rispolverato in quella posizione di facitore di gioco nel cuore, no? E poi abbiamo sempre queste 2 freccette che sono fantastiche, Callejon e Mertens, loro 2 sono che i 2 si sentono da dietro, sono no? Forti. Quindi indubbiamente però non mi fa impazzire. Non ti fa impazzire, no, quindi secondo me arriva dietro l'Inter anche. Dietro l'Inter, quindi abbiamo drasticamente un abbassamento del ruolo del Napoli rispetto all'anno scorso, quindi dal terzo posto al sesto. Ecco, poi velocissimamente, Fulvio, ti rubo un attimo il mestiere. Volevo rispondere a un amico che ci ha scritto su un Villà. Sì, in Villà è sicuramente fortissimo, anche secondo me. Deve essere disciplinato mentalmente. Se il ragazzo si disciplina e dimagrisce 4-5 kg diventa veramente forte. E poi mi sembra Antonio Uto che dice, cioè, che ci ha detto Roma, Juventus e Inter, prima, seconda e terza. Roma, Juventus e Inter, per me finisce così. Poi campionato. Alla fine ti dico chi arriva prima, seconda e terza, secondo me, e anche secondo Fulvio. Quindi Napoli dietro. Palermo? Andiamo a Palermo, quindi abbiamo cominciato malissimo, che è stato confermato, siamo cominciato con Zamparini, già 3 papine, fulmini incredibili.
La squadra è mediocre. La squadra è mediocre, abbiamo davanti Bolzoni, Barreto, Arretrato, Vasquez, Hernandez, che è un buon giocatore, Sorrentino in porta, Munoz. Però parlavo quest'estate per esempio con degli amici di Palermo e su Hernandez mi dicevano che non c'ha voglia di fare niente, cioè non si allena, fa tardi la notte, sono imbestialiti con lui. Però che quest'anno non cresce, la sua carriera veramente viene in qualche modo... ne sentirà. Senti, il discorso del Palermo io non lo vedo però tra le pericolanti, nella zona ibrida però ibrida bassa, nel senso che soffrirà, perché una garanzia è Iachini, che è un giocatore, è un ex giocatore, è un allenatore che è indubbiamente molto pragmatico e fa correre molto le sue squadre. Assolutamente. Sperare qualcosa in più però di sicuro no. Però io lo vedo tra le papabili, insomma, ecco. E tra quelle che possono anche retrocedere. Allora andiamo velocemente, però accenniamo al Napoli, dove lo vedi? Al Napoli e il Palermo. Napoli arriva terzo senza Lavezzi dell'Inter, quarto con Lavezzi all'Inter. Questa è un po' la mia. Quindi lui dice, per me Lavezzi sposta gli equilibri, quindi Mazzarri è atteso, quasi forse Mazzarri, cioè, è bello, non lo vorrei. È bello perché si parla di Napoli ma rientra sempre Mazzarri, certo. No? Hai capito? Perché è il concorrente diretto. Il Palermo? Il Palermo, non devo giudicare il Palermo della Coppa Italia che ha perso 3-0 in casa, devo giudicare il Palermo per come lo vedo, ed è un Palermo che comunque è competitivo. Ha Iachini che però ha sempre fatto benissimo in Serie B, ha anche salvato molte squadre, in Serie A ha qualche difficoltà in più, è una squadra comunque che andrà anche lì al 12° posto. A ridosso, la zona ibrida bassa. Sì, no, scordiamoci il Palermo dei periodi di Cavani, lo stesso Hernandez, cioè di una squadra che comunque riusciva a dire la sua, almeno per il momento. Se poi Zamparini ha detto che ne prende altri 3, sì, ho capito, non è una questione numerica, bisogna vedere chi prende. Allora, bisogna capire anche quali saranno questi nuovi acquisti. Ecco perché dico che questo giochino dovremo rifarlo tra una settimana. Certo, i pruriti di Zamparini, che quelli sono la cosa più, diciamo, ha già detto che la colpa della sconfitta in casa è dall'allenatore. La prima cosa che ha detto, primo squillo d'allarme degli Iachini, che forse è un classico. Potrebbe essere il prossimo esonero di Zamparini. Bene, andiamo sul Parma, quindi squadra che ha cambiato pochissimo, abbiamo un valore aggiunto come Belfodil. Belfodil messo arriva decimo. Parma non fa l'exploit dell'anno scorso, secondo voi? Va decimo, /11. Bisogna vedere, perché se va via Biabiani, Cassano che già punta i piedi. Non lo so, io devo essere sincero, non riesco a capire bene questa campagna acquisti che non c'è stata, perché il Parma non l'ha preso nessuno. È vero. E quindi quello che diceva, quando tu hai una presidenza che è sempre in bilico da qualche mese in qua, dopo l'estromissione del Parma dall'Europa League, non prendi nessuno, ma dico nessuno, e al massimo vedi la possibilità che parta uno come Cassano o anche uno come Biabiani, non saprei che dire. La squadra è forte, nel senso che è una squadra buona. Ha perso Parolo. Io vedo un nono posto per il Parma, comunque nono posto anche, cioè dico nono perché avevo già detto il Cagliari, se non sbaglio, al nono posto, da quelle parti lì. Sì. Bene, sì, nella zona, diciamo, ibrida, chiamiamola così. Poi abbiamo la Roma. Primi. Su questo siamo d'accordo. Ha già vinto lo scudetto. Abbiamo già vinto lo scudetto, non c'avevamo neanche bisogno. Possiamo già passare alla stagione 2015-2016. Questa già stiamo già andando in giro per Roma. Sono già al Colosseo a festeggiare con la bandiera giallo-rossa. Se ti sente Giorgio, abbiamo già vinto. Sì, abbiamo già vinto. Roma vince il campionato. Roma. Tacci. No, io credo che la Roma sia una squadra che è migliorata ulteriormente. Ha preso i Turbe, ha sulla fascia un tizio che si chiama Ashley Cole, che non è niente male, che sostituirà più che degnamente un Dodò che non poteva evidentemente integrarsi negli schemi di Garcia, che ama più la difesa a 4, bontà sua, a favore di, insomma, un giocatore che ha più senso tattico in quella posizione, appunto, come Ashley Cole. E credo che la Roma sia migliorata ulteriormente. Si conoscono meglio i giocatori, sono più consapevoli dei loro mezzi. Poi forse anche quel discorso di aver preso un giocatore come i Turbe, no? E poi il destro in uscita, perché sono giocatori che partono da dietro. È sempre il solito concetto di questa squadra che gioca moltissimo di rimessa, no? Quindi non ha diciamo potenziato con dei gol di Turbe l'attacco, in realtà senza snaturare il suo modo di gioco. Quindi vedremo, questo è un po' forse l'interrogativo, se riuscirà a ripraticare questo gioco così. Guarda, bisogna capire però quello che dipende molto dalla Roma dipende dalla difesa, perché con l'eventuale partenza di Benatia e con un anno in più su Maicon, sulle spalle di Maicon, credo che
la fascia destra per la Roma potrebbe rappresentare un problema. Per il resto direi una formazione fantastica. Bella, una bella squadra. E però che prende qualche gol in troppo, come ha visto le amichevoli, che qualcosa dicono. Magari non ti dicono tantissimo, ma ti dicono qualcosa. Sì, la miglior difesa l'anno scorso, però giustamente, come dici tu, cioè si è incominciato a prendere già dei bei gollassi in questa situazione. Vedremo. Sì, questa è la sensazione. Poi è probabile che quando tu hai dei giocatori che sono in uscita non sono tranquilli, quando tu hai un giocatore ancora un po' più vecchio, poi Maicon è reduce dal mondiale, non sarà certamente un Maicon in grande spolvero. Diciamo che ha fatto una bella stagione perché era finalizzato anche, no? Quindi... Vabbè, comunque vince il campionato. Sì, l'idea è questa. L'idea è questa, che possa vincere il campionato. Se la gioca fino all'ultimo con la Juventus, sarà un testa a testa molto divertente e appassionante, ma alla fine voglio pensare che vinca la Roma, anche se poi la vita non sia mai, stiamo anche dicendo che è nettamente più forte, stiamo dicendo che sono pari, ma tra Allegri e Garcia penso che alla fine prevalga Garcia stavolta. Poi c'è il Sassuolo che va in B. Sassuolo va in B? Sassuolo va in B? No, per me si salva, arriva 16esimo. No, secondo me va in B. Arriva 16esimo, un Sassuolo che al contrario invece si sta ritoccando non poco. Squinzi sta mettendo mano al portafoglio ancora una volta. È una formazione che questa volta è un pochino più consapevole, conosce meglio la Serie A, lo stesso allenatore dello scorso anno, ha dei giocatori che devono confermarsi, che sono giocatori importanti come appunto Zaza, Sansone, Berardi, Missiroli stesso, che comunque è un buon giocatore, Cannavaro, e poi ha Versalico sulla fascia destra, che è un giocatore che sembrava dovesse arrivare all'Inter 2 anni fa, ma poi è rimasto il Genoa. A Peluso, che è un altro mestierante che può andare benissimo su quella parte. La squadra comunque è molto più solida dello scorso anno e credo che il Sassuolo si salverà e arriverà al 16esimo. Sono d'accordo. Zona ibrida bassa. Poi c'è il Toro fa lo stesso campionato dell'anno scorso. Ventura è un altro come Colantuono. Qua abbiamo tre ex juventini che cambiano sponda, l'altro Molinaro, Nocerino, dopo Quagliarella, dopo aver fatto giri innominabili, specie Nocerino e Molinaro. Qua è una piccola scommessa di vedere Quagliarella, che indubbiamente deve ritornare ai vecchi fassi, perché effettivamente ha svernato per un anno e mezzo, schiumando anche discretamente una giusta rabbia, perché è stato chiuso da tanti giocatori. È un giocatore che effettivamente segnano non tantissimo, però è un giocatore di qualità. Quindi secondo voi è un aumento, diciamo una perdita, collegato al fatto che è andato via Immobile, quindi sono riusciti in qualche modo a riequilibrare la coppia d'attacco? Quagliarella è bravo, cioè, i suoi gol li ha sempre fatti, continuerà a farli. No, ma te l'ho detto, farà il campionato dell'anno scorso. Se Chelsea andasse via ne cambia completamente. No, secondo me fa lo stesso campionato. Cioè, quello che può dare il Toro è quella roba lì, con la squadra che c'ha. Quella roba lì. Sì. Quella roba lì. Senti, quella roba lì, dove vuoi che vada? Poi comunque Ventura è un allenatore Torino molto pragmatico, condizionato, vediamo da questa che potrebbe essere o un'uscita dall'Europa League, perché se esce dall'Europa League perché magari sbaglia la partita in casa con 0-0 bruttino, fa Capo Belgrado, sì, 0-0 è bruttino. Poi questi giocano qui, arrivano con il coltello tra i denti. Ho la sensazione che il Torino possa essere fatto fuori e che quindi dovrà buttare tutto il campionato, però questa eliminazione potrebbe essere pagata caramente dal punto di vista mentale. Se invece passa il turno, ne paga le conseguenze invece dal punto di vista fisico, quindi comunque vada è una stagione difficile, per cui bisogna dire le cose, e quindi penso 11° posto. 11°. Sai che abbiamo saltato la Sampdoria? Sì, voi l'avete saltata, io no. Io. Non è mai colpa mia quando non conduco io. Quando conduco io è colpa mia. Ma che comunque sia, la Sampdoria la vedo malino come il malino come Mihajlovic, visto che ha parlato, ha detto ieri 9/11 della mia squadra hanno fatto schifo, parole sue. E ha vinto 4-1. Tra l'altro c'è un'immagine che Luca Uccello era allo stadio dietro Ferrero, lo ha ripreso, ha fatto una specie di Yulfi. Yulfi quando ti riprendi anche tu ma anche altri. Ha fatto neanche un selfie, ha fatto una foto e basta. Ha fatto un'immagine, ha fatto un video in cui riprende Ferrero che è lì che smadonna, perché ha fatto finalmente il gol del 3-1 ed ma con la gara in bilico, perché la Sampdoria era passata in vantaggio 2-0, poi col Como, e poi il Como ha fatto accorciato le distanze, ha sofferto molto la Sampdoria. Al momento il Como fa il 2-2 in 2 occasioni, poi la Sampdoria pronto di partenza via al 14° del secondo tempo con Eder ha fatto il 3-1 con Ferrero che non le manda a dire lo spettacolo in tribuna, e che è stato ripreso e quindi alla fine ce l'ha fatta, ma ha giocato veramente male e Mihajlovic era abbastanza imbelvito, anche perché poi comunque entrate 8,6, uscite 5,4, quindi hanno acquistato dei giocatori, ma evidentemente la quadratura del cerchio
stenta un po' ad arrivare. È lì, quindi posizione, dai, nella zona ibrida alta, dai, mettiamola così. Quindi. Ma sì, dovrebbe salvarsi, insomma. Un po' meglio del Genoa. Un po' meglio del Sassuolo. Molto meglio del Sassuolo. No. Beh, c'è Mihajlovic, dai, che l'anno scorso voglio la fiducia al magico Mihajlovic. Bene, ultima squadra, abbiamo l'Udinese del nostro caro amico. Anche al Verona. Anche Verona. L'Udinese del nostro caro amico Strama. Allora, secondo. Vince il campionato. No, l'Udinese anche lì. L'Udinese è ottava. Ottava l'Udinese, sì. Valore aggiunto. Toro. Valore aggiunto l'allenatore che cambia dopo un Guidolin che è stato molto pragmatico in questi anni, oppure no, è che devi capire cosa valgono i giocatori che prende l'Udinese, perché se tu vai a vedere i giocatori non li conosce nessuno. Voglio dire, chi è che conosce Guilherme? Io sì. Ma lo conosci Guilherme per cortesia? No, è che Camigliano, Coppolaro, cioè voglio dire, ma anche un giocatore come Bocchievic, poi Alberg, cioè sono giocatori che l'Udinese va a scovare, dice sono buoni, almeno 2 su 5 funzioneranno, poi ce le rivendiamo per bene. Però il problema è che sono tutti nomi che non trovano spazio al momento nella formazione titolare. Sarà compito di Stramaccioni che valorizzare i giovani giustamente, esatto. Quindi è stato preso proprio apposta per questo motivo. E quindi Stramaccioni per me mi arriva ottavo quest'anno. Io lo trovo più basso sinceramente. Tipo? Quindi. Beh, sì, comunque sempre lì, non è che vada a lottare per la retrocessione, però non farà un campionato fantastico. Per me parte così e poi va in un crescendo valchiriano. Va bene, metà classifica. Allora lì sì che potevi mettere la musica delle cavalcate delle Valchirie. Poi. Ecco. No, ma invece anche secondo me fa un'ottima annata, arriverà appena sotto il Toro. Appena sotto il Toro. Udinese. Sì. Poi Verona. Il Verona la vedo benissimo. Tu bene? Io benissimo. No. Io assolutamente no, la vedo in lotta per non retrocedere. Sì. Nonostante adori Mandorlini, mi piace come gioca. No, secondo me prende l'annata perché l'anno scorso ha fatto una grande annata e non credo che si ripeta. Ha rivoluzionato la squadra, ha preso giocatori come Marquez che in difesa è una sicurezza anche se alla sua età e che 44 comunque, anni sì, Marquez, ne ha 36-37. Poi ha un giocatore come Tatsidis, Alfredson, Lazaros, sono tutti giocatori discreti e che in un compatto come quello del Verona a mio modo di vedere possono fare solo che bene. E il dubbio è appunto sta nell'età di Toni, che anch'esso ha un anno in più, 37. Lo stesso Marquez però che avrà molto entusiasmo visto che è il primo anno in Italia, doveva arrivare 7 anni fa in Italia Marquez, forse anche di più. E poi sono curioso di vedere una formazione che tra l'altro si è rinnovata di molto perché ha 7 giocatori nuovi, tutti titolari. Andiamo a rivedere il vero valore aggiunto è Mandorlini e il modo in cui riesce a mettere insieme, ma secondo me questa squadra riesce a abissare il successo dello scorso anno, arrivare settima. Anche per me è una sarà tra Verona e Udinese la notte. Tra Verona e Udinese. No, invece secondo me si va a impelagare nelle. Tu dici che è veramente tragica questa cosa? No, tragica no, ma si va a impelagare, se non sta attenta rischia tanto. Allora scusa, per quale motivo andare a fare una campagna acquisti? Perché la movimentazione è stata notevole, Beh, 33 milioni hanno e 22 soldi, e ha fatto ma ne ha presi tanti con i turbe, certo, ho capito, però li ha rimessi. Ho qualche scetticismo verso Conè all'Udinese e Lazaros al Verona, sono i due giocatori che nel Bologna dello scorso anno hanno fatto male. Conè. Sì, io devo dire, Babaconè non ho capito molto l'acquisto dell'Udinese, oltretutto è un possibile titolare all'Udinese, non riesco a vederlo come un giocatore che possa dare un valore aggiunto, poi magari mi sbaglio io. Lazaros lo scorso anno non riusciva a infilarne una, me lo ricordo anche per alcune litigate col pallone che faceva straordinarie e vinceva sempre il pallone. Quindi la cosa mi lascia un po' perplesso. Allora facciamo tendenzialmente più o meno per quello che sono riuscito a prendere nota. Quindi prima la Roma, diciamo che la Juventus seconda. No, per me finisce Roma, Inter, Juventus e Fiorentina terza. Via. No, abbiamo parlato Roma, di Inter e Juventus. Come Inter? Io ti dico Inter al secondo. Mi hai parlato di un quarto. Ma scusa, ma hai detto quarto. Voglio dire, posso dire le cose negative dell'uomo? Ma io posso dire le cose negative del signor Mazzarri? Ma poi hai detto quinto. Ma hai illuso quinto, anche ascoltatori. No, ma secondo. Allora, se lui la smette di giocare questo modulo ridicolo che ci fa vedere tutte le volte, l'Inter arriva seconda. Se gioca col suo modulo ridicolo, devi arriva essere coerente. Non puoi dire quinto, poi secondo, se ci cambia si fa. Siccome una cosa devi dare, un comunicato ufficiale. Il comunicato ufficiale è questo qua. Se continuiamo a giocare a 3, l'Inter arriva quarta barra quinta. Se l'Inter cambia modulo di gioco, arriva seconda. Vabbè, non l'avevamo prevista in questa posizione. Quella sporca ultima rete.